Sono Roberto, Giuliana Antonella. Grazie. Scrutatori, Posocco, Bortolotto e Errante. Grazie. Comunicazioni. Comunicazione dell'assessore Ceccarini, prego. Colgo l'occasione di questo Consiglio Comunale per informare che il 26 agosto, quindi insomma c'è un po' di tempo ma non abbiamo un altro Consiglio, come città di Vittorio Veneto abbiamo invitato ed ospiteremo il professor Luigi Fontana. È un medico, uno scienziato di fama internazionale, uno dei massimi esperti mondiali nel campo dell'alimentazione e della longevità. L'incontro sarà appunto il 26 agosto alle ore 18 al Teatro da Ponte. Ci sarà a moderare il dottor Bastianello Germanà, primario della gastrologia enterogastrologia di Belluno, dell'ospedale di Belluno. Quindi invito tutti, un'occasione veramente, veramente importante. Il professor Luigi Fontana in questo momento è docente universitario e direttore di un importante centro di ricerca a Sydney, e quindi averlo qui in Italia, a Vittorio Veneto, è veramente un'occasione da non perdere. Grazie. Grazie. Non vedo altre comunicazioni. Il punto numero 2, un'interrogazione del consigliere Giovanni Braido che viene stralciata. È stata anche ritirata. E punto numero 3, interrogazione dei consiglieri Caldart, Posocco, Uliana e Darè ad oggetto partecipazione del Comune di Vittorio Veneto all'Assemblea straordinaria dell'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Profili di illegittimità e mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale. Chi illustra il consigliere Darè, prego. Grazie Presidente. Oggetto: partecipazione del Comune di Vittorio Veneto all'Assemblea straordinaria dell'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto del 21 dicembre 2024. Profili di illegittimità e mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale. Il Comune di Vittorio Veneto risulta essere socio dell'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto con sede del medesimo Comune. In data 21 dicembre 2024 si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione che ha approvato il nuovo statuto associativo sostituendo il precedente atto pubblico redatto nel 2021 avanti al notaio con testo adottato in forma scritta di scrittura privata e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. La modifica statutaria è oggetto giuridicamente rilevante che incide sull'assetto organizzativo e sulle modalità di partecipazione dell'ente e dell'associazione e pertanto ricade nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42,2 del decreto legge del 267 del 2000 del TUEL. A suddetta assemblea ha partecipato l'assessore comunale Barbara Denardi, che ha espresso voto favorevole alla modifica statutaria in rappresentanza del Comune, pur in assenza di una preventiva deliberazione del Consiglio Comunale e senza che risulti conferita alcuna delega formale e specifica a rappresentare l'ente in contesto assembleare straordinario. Tale situazione determina una carenza di legittimazione attiva del rappresentante
comunale e vizia radicalmente la validità della manifestazione di volontà espressa per conto del Comune di Vittorio Veneto, rendendo dubbia l'efficacia della deliberazione associativa anche rispetto della posizione del socio pubblico. I sottoscritti consiglieri hanno preso visione della lettera trasmessa in data 1 luglio 2025 all'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e al socio avvocato Marco Caliandro, nel quale vengono segnalate con argomentazioni circostanziate e fondate su riferimenti normativi e giurisprudenziali, gravi irregolarità giuridiche e formali connesse tanto alla modalità di modifica dello Statuto quanto al contenuto del nuovo testo approvato, considerato inoltre che lo Statuto dell'Associazione oggetto di approvazione dell'Assemblea del 21 dicembre 2024 presenta numerosi e gravi criticità giuridiche, incoerenze sistematiche e violazioni normative, tra cui in via esplicativa. Punto A. La contraddittorietà degli articoli rilevanti del Collegio dei Provviri, la posizione della partecipazione all'Assemblea dei membri del Consiglio direttivo in potenziale conflitto di interessi e in violazione dei principi democratici, la totale assenza di una disciplina statutaria per le articolazioni territoriali, nonostante le loro autonoma previsione del regolamento interno, in violazione del principio di legalità interna e gerarchica delle fondazioni associative. Posso andare avanti e leggerla tutta? Se no mi fermo. La dichiarata aspirazione di entrare nel terzo settore. Tali carenze evidenziano il quadro complessivo di approssimazione redazionale, incompetenza tecnico-giuridica e mancanza di controllo istituzionale. Tutto premesso, i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il sindaco e giunta. 1. Se il sindaco e la giunta fossero a conoscenza della partecipazione dell'assessore Barbara Denardi all'assemblea straordinaria del 21 dicembre 2024. 2. Se vi sia stato un formale atto di delega o autorizzazione da parte del Consiglio Comunale. 3. Per quale motivo il nuovo statuto, pur incidendo in modo diretto la posizione del Comune quale socio, non sia stato preventivamente sottoposto al vaglio e all'approvazione del Consiglio Comunale. 4. Se l'amministrazione comunale condivide i contenuti giuridici, organizzativi e simbolici del nuovo statuto. 5. Se l'amministrazione intenda chiedere formalmente all'associazione la sospensione degli effetti della modifica statutaria. 6. Quali misure intenda adottare per garantire in futuro il rispetto delle competenze consigliari in materia di partecipazione dell'ente ai soggetti associativi. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Denardi, prego. Buonasera a tutti, grazie. Gentilissimi consiglieri, posto che l'interrogazione si basa sulla lettera trasmessa nelle scorse settimane dall'avvocato Marco Caliandro all'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, su essa si fonda l'assunto per il quale vi siano numerose e gravi criticità giuridiche nello statuto dell'associazione stessa, vi rispondo alla luce della nota trasmessa o che sta per essere trasmessa dall'associazione, in riscontro alla comunicazione predetta e stilata alla luce del parere formulato dall'avvocato Luca Mazzero, incaricato della tutela dell'associazione rispetto alle pretese vantate da Marco Caliandro, già segretario generale dell'associazione. Pare utile precisare che l'incarico all'avvocato Mazzero a tutela dell'associazione nei confronti dell'ex segretario generale Caliandro era stato a suo tempo conferito dall'allora consiglio direttivo dell'associazione, guidato dall'allora presidente Mario Collet, posto che le missive lamentanti asseriti problemi di gestione nell'associazione datano ben prima del rinnovo delle cariche sociali avvenuto lo scorso novembre. Ogni buon conto, e per limitarci agli aspetti più rilevanti, giova riprendere il testo, come detto, inviato a riscontro. Sulla presunta carenza di legittimazione attiva in capo al rappresentante del Comune di Vittorio Veneto nell'Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2024. L'assunto non è condivisibile, posto che l'assessora Barbara Denardi è stata ritualmente e legittimamente designata quale rappresentante dell'ente
comune ovviamente, in seno all'associazione, giusta nomina giuntale assunta della seduta del 31 ottobre 24, come risulta dalla comunicazione a firma del sindaco di Vittorio Veneto Mirella Ballian del 4 novembre 2024. Peraltro è la stessa procedura utilizzata per nominare l'allora assessore Uliana nell'associazione, per cui non si capirebbe perché per lei, quando segretario generale era Cariandro, andava bene. Ora, che lui non è più segretario generale, non va più bene. Dall'assemblea straordinaria e degli obiettivi delle modifiche allo statuto, ovviamente, pur senza l'approvazione formale di una delibera che non era necessaria, era stata informata la Giunta. Tra parentesi, consigliera Uliana, e mi dispiace non ci sia la consigliera Caldart, la scorsa settimana avete biasimato la consigliera Bortolotto perché nella mozione si è usato il termine sindaco anziché sindaca, ma riferendovi a me scrivete assessore anziché assessora. Le migliori lezioni si danno con l'esempio e la coerenza, altrimenti non sono insegnamenti ma artifizi retorici. A norma dello statuto vigente alla data di convocazione dell'assemblea straordinaria del 21 dicembre 2024, le modifiche dello statuto erano di competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria, come sancito dall'articolo 15, articolo, mi permetto di ricordare, proposto proprio dall'allora assessore Uliana all'approvazione del Consiglio Comunale. Lo statuto, nella versione succitata, infatti è stato approvato dal Consiglio Comunale di Vittorio Veneto il 29 luglio 2021 con deliberazione numero 28. La modifica statutaria deliberata nell'Assemblea del 21 dicembre 2024 è conseguentemente legittima, rispondendo alle specifiche volontà espresse dal Comune che ebbe a approvare lo Statuto e nello specifico l'articolo 15 nella versione sopra richiamata, con la quale demandava a altro organo, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, ogni futura decisione. L'articolo 42,2 lettera C del TUEL è stato citato impropriamente, non avendo alcuna rilevanza nel caso di specie. La norma sancisce che il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, uno dei quali, la lettera C, convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative. Va da sé che le convenzioni cui si riferisce la norma sono quelle attraverso le quali più comuni o province disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi. Prova ne sia che altre tipologie di convenzioni, cosiddette atipiche, che si differenziano dalle prime sotto il profilo soggettivo oppure sotto il profilo oggettivo, sono di competenza giuntale. Sotto il profilo strettamente soggettivo, le convenzioni tra comune e altri enti pubblici, che non siano ricompresi tra i comuni o le province, ad esempio le convenzioni tra il comune e l'ASL, rientrano nella competenza residuale della Giunta, ex articolo 48 del TUEL. Parimenti le convenzioni tra comuni o tra comuni e province che non abbiano oggetto la gestione associata di funzioni o servizi sono di competenza della Giunta. Le forme associative cui si riferisce la norma del TUEL sono le convenzioni, che sono accordi tra due o più comuni per la gestione congiunta di funzioni o servizi. Gli accordi disciplinano le modalità operative e gli obblighi reciproci degli enti partecipanti, garantendo una gestione coordinata e condivisa, le unioni di comuni, le fusioni di comuni e le comunità montane. Di qui presumo si comprenda agevolmente la totale estraneità della fattispecie alla normativa da voi citata. Il richiamo al terzo settore. L'articolo 22 regola esclusivamente le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, stabilendo che lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci, con le maggioranze di cui all'articolo 21,3 del Codice Civile. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto a associazioni con finalità o analoghe o per fini di pubblica utilità, sulla base della normativa di riferimento del terzo settore. La futura eventuale adesione al terzo settore costituisce al momento un'ipotesi di lavoro, legata in particolare a eventuali benefici che l'associazione potrebbe trarre dal punto di vista della gestione economica. Composizione dell'Assemblea e articolazioni territoriali. Non si ravvisano ragionevoli discrasie fra l'articolo 14 e l'articolo 16, essendo pacifico che la partecipazione assembleare è riservata ai rappresentanti regionali, che coincidono con i presidenti delle federazioni regionali. L'organizzazione delle articolazioni regionali è stata attribuita al regolamento esecutivo per discrezionale scelta redazionale dell'Assemblea. La scelta costituisce merito, ovvero espressione dell'autonomia decisionale dell'organo assembleare, quale organo sovrano dell'ente. Personalmente, peraltro, esco qui dal parere, rilevo che non appena saranno
avviate effettivamente le articolazioni territoriali, si potrà finalmente dare concretezza e corpo all'appellativo nazionale dell'associazione. Negli anni scorsi tali articolazioni non sono state realizzate. Il lavoro svolto negli ultimi mesi, che ha avvicinato molte persone al di fuori della nostra zona all'associazione, ha consentito nelle scorse settimane di realizzare un primo incontro con diverse di queste persone, vivamente interessate a promuovere col proprio impegno personale l'avvio delle sedi locali in diverse regioni, come la Sardegna, il Lazio, la Puglia e altre. Nomina del Collegio dei Provviviri, articoli 13 e 15 dello Statuto. L'articolo 13 contiene l'elencazione degli organi dell'associazione. L'articolo 15 precisa quali sono i compiti dell'Assemblea ordinaria, quindi le sue competenze, tra cui quello di eleggere il Collegio Nazionale dei Provviviri. Per un refuso redazionale, l'articolo 13, nel citare fra gli organi il Collegio dei Provviviri, indica incidentalmente tra parentesi che gli stessi sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tale fuso andrà corretto, frattanto comunque va evidenziato che a prevalere in via interpretativa è senza dubbio l'indicazione fornita dall'articolo 15, dedicato espressamente sedes materie alla competenza funzionale dell'Assemblea. Inoltre l'associazione, nella nota di cui vi parlo, rammenta che l'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono convocate nel rispetto delle regole statutarie, sulla scorta del potere di impulso assegnato dallo Statuto medesimo, potere di impulso che non spetta a persone singole latrici di meri esposti. Altri e ulteriori sono i rilievi esposti a confutazione dei rilievi avanzati, ma credo non sia utile a nessuno ripercorrerli uno a uno, anche perché non abbiamo neanche tempo. Più rilevante pare segnalare che da quanto emerge non solo agli atti, ma dalle stesse ammissioni dell'ex segretario generale, che oggi si lamenta dello statuto e del regolamento, questi non avrebbe mai, negli anni, versato alcunché relativamente alla quota associativa prevista. Egli ha invece cercato di porre rimedio a questo ex post, versando le diverse somme annuali relative appunto alle varie annualità in un'unica soluzione nelle scorse settimane. Potete ben capire che constatare ciò per chi è arrivato solo da pochi mesi come me a far parte dell'associazione è abbastanza imbarazzante. Spero, anzi sono certa, che la consigliera Uliana, vicepresidente nazionale dell'associazione all'epoca e fino allo scorso estate rappresentante del comune in essa, non fosse a conoscenza di questa circostanza. Solo qualche secondo per dirvi che relativamente a quanto dicevo prima, cioè all'avvicinarsi nell'ultimo periodo di tante persone fuori dalla nostra zona, nell'ultimo mese, circa mese e mezzo, sono una ventina le iscrizioni da fuori comune di Vittorio Veneto, potrei anche dire fuori dall'area trevigiana, che sono state realizzate. Grazie. Breve replica per il consigliere Darè, prego. Grazie Assessore per la risposta. La cosa che, allora, l'associazione di cui sono particolarmente legato, avendo il nonno Cavaliere di Vittorio Veneto, quindi oggi ho fatto il facente funzioni nella presentazione di questa, poi lei ha fatto io non sono un avvocato, ma come diceva mio nonno, Cavaliere di Vittorio Veneto, diceva sempre due cose: è ben star lontano da due categorie di persone, da una parte i medici per la salute e dalla parte gli avvocati per la salute del portafoglio. Detto questo, io non entro nel merito perché non è il mio lavoro, però traspare in maniera evidente che un'associazione che porta il nome dei Cavalieri di Vittorio Veneto abbia quantomeno all'interno dello statuto una nomina di questo Consiglio, quantomeno. E io mi auguro, qua abbiamo un avvocato in opposizione che è Giovanni Braido, abbiamo due avvocati in maggioranza, l'avvocato Carnelos e l'avvocato Bassetto, mi pare che comunque, insomma, dai, diventi avvocato, che secondo me è un bel lavoro, e le auspico. Io dico, ma per fortuna vostra, purtroppo sia il medico che l'avvocato a volte bisogna andare in cerca e c'è un bisogno purtroppo di cui non si può fare a meno. No, la vera nota di questa cosa è che manca un rappresentante nominato dal Consiglio Comunale e mi pare che questo
si può fare cambiando lo statuto, perché se nello statuto dell'associazione viene nominato un rappresentante del Comune di Vittorio Veneto, e in questo caso la maggioranza siete voi, non c'è nessun problema. È questo il vero problema di tutta questa cosa. Poi a chi in questo momento sta portando avanti l'associazione un grazie va a chi ha fatto tutto l'elenco di tutti i cavalieri di Vittorio Veneto, diciamo ha fatto proprio la parte storica. E quindi a maggior ragione che nasce in questa città ed è uno dei punti più importanti della storia della città di Vittorio Veneto, assieme chiaramente al 25 aprile, qua si è fatta veramente la storia della prima e della seconda guerra mondiale, perché in un'associazione così importante che porta il nome della città, dove non c'è comune in Italia che non abbia una via, una piazza che si chiama Vittorio Veneto, su una cosa del genere non ci sia all'interno dello statuto, basta cambiare lo statuto e qua ci sono gli avvocati che possono farlo, mettete dentro uno nominato da questo Consiglio Comunale. Noi chiediamo solo questo, poi se poi ci sono delle guerre per avere la presidenza, non me ne frega assolutamente niente. Chiedo che un rappresentante di questa comunità, di questo Consiglio Comunale, sia presente all'interno di questo statuto. Per questo non sono soddisfatto. No, non è prevista replica. Allora, abbiamo concluso il punto numero 3. Adesso abbiamo il punto numero 4, interrogazione di consigliera Uliana sulla mancata edizione 2025 del concorso internazionale di violino Città di Vittorio Veneto. Prego. Grazie. L'oggetto è l'interrogazione con risposta orale sulla mancata edizione 2025 del concorso internazionale di violino Città di Vittorio Veneto. Lo leggo così non mi sento rimbrottare perché lo delucido con... Premesso che il concorso internazionale di violino ha sempre costituito dalla sua nascita nel 1962 un importante punto di riferimento. Per cortesia lasciamo... Prego, consigliere Uliana, riprenda pure l'inizio. Premesso che dalla sua nascita è stato un importante punto di riferimento per i violinisti e che per molti di questi, come lo stesso direttore artistico Francesco De Angelis, il concorso vittoriese ha costituito il trampolino di lancio verso una brillante carriera internazionale. Premesso che nel settembre 21, dopo alcuni anni di interruzione, il concorso di violino è rinato con una nuova visione internazionale, una diversa prospettiva e l'impegno a mantenere la cadenza biennale perché possa costituire un appuntamento fisso per il mondo della musica e dei conservatori. E che di conseguenza, per mantenere la sua naturale collocazione, il concorso avrebbe dovuto essere organizzato per agosto-settembre di quest'anno. Considerato che l'assessore Padoan aveva comunicato in Consiglio Comunale che il concorso si sarebbe tenuto a febbraio 2026 in concomitanza delle Olimpiadi e successivamente a mezzo stampa ha dichiarato ora anche quest'ipotesi è sfumata perché mancano le certezze economiche. Considerato che non sono state fornite adeguate motivazioni per il rinvio, si chiede quali sono i motivi di questa scelta, se nel frattempo si è fatta chiarezza sulle certezze economiche necessarie per mantenere la qualità della manifestazione e quali sponsor l'amministrazione ha deciso di sollecitare. Se è stata decisa una data per il concorso,
se è intenzione di questa amministrazione continuare la collaborazione con l'Orchestra della Scala di Milano e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, se verranno mantenute caratteristiche e struttura del concorso come quelle introdotte nel 2021, anno in cui il concorso ha assunto un'importante e prestigiosa veste internazionale. Grazie. La risposta all'assessore Padovani, immagino. Grazie Presidente, grazie consigliera. Ovviamente nessun rimbrotto, chiedevo solo il rispetto del regolamento del Consiglio Comunale. Tutto qui. E grazie per questa interrogazione che permette di chiarire diversi aspetti e di replicare ad una delle polemiche che lei e il suo gruppo avete ritenuto necessario lanciare negli ultimi mesi. Nella sua interrogazione leggo che la sospensione di alcuni anni, decisa dall'amministrazione di cui lei faceva parte, peraltro in qualità di assessore alla cultura, viene quasi fatta passare in sordina. Penso sia opportuno ricordare che quella sospensione di 6 anni fu davvero una decisione drastica ed importante che segnò seriamente la regolarità e ricorrenza del concorso, ed è sempre bene sottolinearlo. Venne sospeso con rammarico, venne sospeso con dispiacere, venne motivato con una non meglio precisata riforma dei conservatori e con un calo nelle iscrizioni, come appunto appare dai verbali del Consiglio Comunale, da lei appunto con dichiarazioni sue, anno 2016. Venne sospeso e per tutto il suo primo mandato da assessora non trovò soluzioni, perché le iscrizioni avrebbero potuto crescere nel 17, nel 18, nel 19. È sicuramente vero che in Consiglio Comunale avevo preannunciato che nell'anno solare 25 il concorso non si sarebbe tenuto e che sarebbe stato spostato al 26 e che l'idea, chiamiamola ipotesi, che avevamo considerato era quella di farlo coincidere con il periodo olimpico. Proprio per questo ho preso visione con stupore, anche se devo dire non troppo stupore, delle polemiche lanciate ad inizio estate a proposito di una decisione ampiamente anticipata. A me ha perso evidente lo spirito strumentale di queste polemiche, che peraltro parlavano di annullamento, di cancellazione del concorso di violino, al fine di generare cicalecci di vario tipo sul futuro del progetto. Devo dire che già a maggio, in occasione del concorso nazionale corale, vi furono polemiche similari, sempre da lei in primis lanciate, e che inducevano titoli a mezzo stampa che gridavano alla decadenza del concorso. Mi permetto di rimarcare che si tratta di polemiche infondate, ma comunque molto pericolose, perché danneggiano l'immagine dei progetti e quindi la loro attrattività futura, oltre che il lavoro di collaborazione con sostenitori. Sono dispiaciuto non tanto come assessore, bensì come vittoriese, che figure politiche e cittadine si permettano di danneggiare manifestazioni storiche e sentite, con la sola ambizione di colpire l'amministrazione in carica, che peraltro non è che abbia il potere di influire sulla totalità delle dinamiche che reggono un concorso nazionale, ma ognuno sceglie di interpretare il proprio ruolo come meglio crede. Certo è che in passato, quando le maggioranze in città erano diverse, non mi pare di ricordare da parte delle minoranze appunti, che pure non sarebbero stati infondati, su ad esempio alcune criticità delle 2 ultime passate edizioni del concorso di violino. E non intendo minimamente aprire ora il capitolo delle criticità, primo perché senza dubbio il lavoro di ripartenza fu meritorio e certamente complesso, e secondo e soprattutto perché ci riteniamo un'amministrazione responsabile che lavora per la città e per il successo delle iniziative culturali e non certo per il loro affossamento. Chiusa parentesi, e ritorniamo al concorso di violino edizione 26. Ebbene sì, l'ipotesi, e sottolineo ipotesi, di programmazione per febbraio 26 è stata ripensata. L'edizione si terrà ad agosto 2026, nell'ultima settimana di agosto. Il ripensamento è giunto a seguito di numerose considerazioni emerse da diversi confronti, anche con professionalità rilevanti, e che ci hanno convinto che i contro sarebbero stati in sovrannumero rispetto ai pro, ossia il possibile traino olimpico. Febbraio è un mese complesso per l'attività concorsuale, saremo peraltro in piena stagione teatrale, che è la prima stagione teatrale del Teatro Comunale da Ponte. Ricordiamo peraltro che il concorso di violino sarà coorganizzato, così come il concorso nazionale corale, dall'affidatario del teatro, che ha ampiamente già dato prova della qualità in termini di produzione, comunicazione e organizzazione alla recente 58esima edizione del corale. E anche qui ricordiamo pure che lei, consigliere in quest'Aula, si è lanciata in accuse di scarsa professionalità,
a proposito dell'organizzazione del corale, accuse che francamente ho trovato sconcertanti più che semplicemente inopportune ed erano in risposta insomma, per dichiarare soddisfazione o meno a una sua precedente interrogazione, ma fa nulla, ritorniamo al violino 26. Per giungere alle sue richieste puntuali, sulle ragioni ho risposto, sulla data pure, ribadisco, ultima settimana di agosto 26, sulla questione degli sponsor, io rileggo la sua domanda, quali sponsor avete deciso di sollecitare? Cioè, io non so se devo fare nomi e cognomi o ragioni sociali qui in Consiglio Comunale, però mi perdonerà, ma saprà meglio di me che sarebbe piuttosto assurdo che io venissi qui ad esplicitare questi aspetti in questa sede ed offenderei la sua intelligenza e quella dei cittadini che ci seguono. Comunque, se spiegassi il perché di questa mia reticenza, comunque sulla questione economica, diciamo che l'edizione 23 ha visto voci di costo che possono essere ampiamente riviste, come peraltro esplicitato dalle relazioni del direttore artistico e del direttore organizzativo di quell'edizione, che abbiamo visionato con attenzione e le avrà pur lette. La questione economica è una questione importante, anche perché questa amministrazione, come evidente sin da questi primi 12 mesi, ha una visione culturale ampia, che però ovviamente non sacrifica in alcun modo i nostri prestigiosi concorsi musicali. C'è però sicuramente un tema di sostenibilità, un tema di oculatezza nel mantenimento della qualità e nel miglioramento del coinvolgimento della città, che è un aspetto sinora mancato. Ma speriamo che queste rinnovate attenzioni, stimolate dalla polemica politica, contribuiscano a stimolare la comunità vittoriese, generando un clima di attesa e di aspettativa. Siccome c'è la volontà politica di proseguire nel percorso, ci saranno anche adeguate risorse. Quanto alla collaborazione specifica con istituzioni prestigiose, certamente ciò è parte integrante degli obiettivi. Anche in questo caso, così come per quanto riguarda il tema degli sponsor, sinceramente trovo la sua specifica domanda, che cita espressamente specifiche istituzioni, molto poco opportuna in questa sede. Quanto alla struttura del concorso, infine, sulla base delle informazioni raccolte, stiamo vagliando possibili modifiche all'interno di un quadro di generale continuità. Se si riferisce alla dimensione europea, questa verrà mantenuta. Si possono ideare migliorie che sono in fase di valutazione. Ciò che mi preme sottolineare è che il lavoro è già partito, che siamo in linea con il cronoprogramma che ci siamo dati e che c'è disponibilità da intendersi a 360 gradi per una felice edizione 2026. Grazie. Grazie Assessore. Replica di Uliana. Interessante notare, Assessore, come quando lei deve rispondere dia sempre delle risposte andando a vedere all'indietro quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto. Sono risposte alle sue politiche, io qui chiedevo semplicemente delle risposte tecniche per capire in quale direzione stavamo andando, senza nessun intento polemico, cosa che invece mi pare lei abbia abbondantemente fatto nella sua risposta. Tra l'altro, riprendendo quanto era stato detto a proposito del concorso corale, del quale io non mi rimangio una virgola. Detto questo, lei continua ad insistere sul fatto che altre volte ci sarebbe, l'ha fatto anche sulla stampa, lei come la sindaca, ci sarebbe stata una sospensione anche di più anni. È vero? Però affermare questo significa non conoscere la storia del concorso di violino. Mi dispiace se la studi. Perché il concorso è andato avanti con la cadenza biennale, tra l'altro con delle caratteristiche simili nella struttura dal 1962. Poi si è interrotto nel 2014, evidentemente era arrivato a fine corsa, forse anche quel tipo di modalità, però è rinato, è stato ripreso nel 20, ma è rinato con caratteristiche che l'hanno reso un qualche cosa di completamente diverso rispetto a quello che era prima. È diventato internazionale e ha voluto mantenere la cadenza biennale. Quindi non continui, Assessore, a dichiarare cose, falsità, o anche a confondere le parole, perché un conto è parlare di rinvio, di sospensione temporanea, e un conto invece di interruzione, cessazione di una cosa e rinascita di quella cosa sotto forme completamente diverse.
Quindi non credo di dover essere io a spiegare a lei qual è la differenza tra il significato di queste parole. Direi invece, a conclusione, sottolineando che sono soltanto parzialmente contenta della risposta che lei mi ha dato, io direi che sarebbe ora di smettere di nascondersi dietro le parole per nascondere invece quella che è stata evidentemente una mancanza di progettualità. Grazie, si è concluso quindi con questa interrogazione le interrogazioni. Adesso passiamo al punto 5. Punto 5, variazione numero 4 del bilancio di previsione, ratifica della deliberazione di giunta comunale del 26-25. Illustra l'assessore De Antoni. Sì, buonasera. Portiamo a ratifica una delibera di giunta di variazione di bilancio che abbiamo preso il 20 giugno 2025. La delibera di giunta si riferisce a una presa d'atto in sostanza di 2 finanziamenti che sono pervenuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ecco, cambiano sempre i nomi di questi ministeri, che diciamo, in data ai primi di giugno ci ha concesso un contributo di 74.238 euro a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico della scuola primaria Pascoli, e un altro decreto con il quale è stato concesso un contributo di 190.488,27, sempre a fondo perduto, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico del Palazzo Medaglia d'Oro, quello diciamo delle poste. Avevamo infatti partecipato come comune a una serie di bandi, li avevano dato l'acronimo CSE, avevamo fatto 5 o 6, diciamo, partecipato a 5 o 6 bandi, alla fine ci hanno finanziato questi 2 che diciamo, consentono in entrambi i casi di diciamo, fare questi interventi di efficientamento energetico che in particolare si concentrano sul rifacimento dei serramenti e sul miglioramento dell'illuminazione, quindi con lampade a LED rispetto a quelle che ci sono adesso. Quindi questi sono i 2 interventi, i due progetti finanziati. L'urgenza derivava dal fatto che ci sono termini molto stretti per iniziare i lavori e per completarli, per cui abbiamo detto anche guadagnare un mese è sicuramente importante, e quindi l'urgenza era motivata da questo aspetto. Infatti le cose sono già andate avanti in questo mese. Inoltre abbiamo fatto un'altra piccola modifica al bilancio per garantire il funzionamento degli impianti di videosorveglianza, e quindi abbiamo aumentato, su richiesta appunto dell'ufficio, dell'importo di 8.000 euro circa, la posta di bilancio relativa alla manutenzione della licenza d'uso del software delle telecamere che sono già presenti sul territorio e che adesso stanno per essere implementate con l'intervento di 400.000 euro che abbiamo appaltato per la videosorveglianza. Quindi diciamo, questa è la delibera di giunta che ha previsto in via d'urgenza questa modifica di bilancio. Oggi vi chiediamo di ratificarlo entro i 60 giorni come previsto dalla normativa. Grazie Assessore. Prego se ci sono prenotazioni di interventi. Non vedo prenotazioni per interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo al voto.
Prego consiglieri, votate. Bene, avete votato tutti. Chiudo. Delibera approvata con 15 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Immediata esecutività. Prego. Grazie, chiusa votazione. Approvata immediata esecutività. Punto numero 6. Riconoscimento debito fuori bilancio. Tribunale di Treviso, ordinanza 3509 del 16/6/25. Illustra. Prego. Buonasera di nuovo. E questo punto riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio originato da una ordinanza del Tribunale di Treviso del giugno scorso. In particolare il Comune di Vittorio Veneto è stato chiamato quale terzo in un giudizio già instaurato da un cittadino nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana, procedimento che era volto a ottenere il reintegro nel possesso di un fabbricato sito all'interno del Comune di Vittorio Veneto. Il Comune che era stato citato come terzo da Rete Ferroviaria Italiana, si è costituito in base alla deliberazione di giunta del maggio 2024. Appunto nel giugno scorso il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso della persona che lamentava lo spossessamento rispetto all'immobile sito in Comune di Vittorio Veneto da parte del Comune delle Ferrovie e ha condannato in solido Rete Ferroviaria Italiana e il Comune alla rifusione delle spese di lite, ovviamente ordinando anche il reintegro nel possesso del bene per il ricorrente. L'importo totale delle spese legali liquidate ammonta a 3.833,11 euro e essendo in solido tecnicamente il creditore, quindi il ricorrente nel giudizio, ha la facoltà di agire per l'intero nei confronti di ciascuno dei due condannati, salvo poi il diritto, a parte del soggetto che abbia pagato la totalità delle spese, di recuperare dal coobbligato in solido la quota pagata in eccedenza. Ovviamente essendo un debito fuori bilancio, la proposta riguarda appunto il riconoscimento al fine di inserirlo negli strumenti finanziari dell'ente. Grazie. Grazie. Vediamo se ci sono interventi, prego. Posocco Gianluca. Grazie Presidente. Volevo fare una domanda. Vi era la possibilità di fare opposizione a tale provvedimento? E se sì, perché non è stato fatto? Grazie. La sentenza non è ancora definitiva, però le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e quindi vanno riconosciute. Posso approfittare, diciamo, della discussione per fare una richiesta all'assessore De Antoni. Allora, parliamo
del Lago Morto. Parliamo di una zona che, come avrà visto in questo periodo, è strafrequentata da tanti vittoriesi e non, e in quell'area alcuni della passata amministrazione avevamo messo giù un progetto specialmente di riqualificazione con la creazione di un parcheggio importante soprattutto per dare un po' di dignità all'area così. Era stato fatto quasi tutto, era stata anche messa una cifra in bilancio, poi per un'opposizione di qualcuno, e qui mi fermo perché non voglio creare polemiche, perché il passato è passato, è andato tutto e abbiamo perso 2 anni, 2 estati. Quindi la invito e le porterò dei documenti che abbiamo in possesso in cui c'è anche un progettino, c'è tutto fatto, la invito se può, magari per la prossima estate, anche visto che il bilancio comunque non parliamo di cifre impegnative e il bilancio mi sembra che sia anche molto sano, di prendere in considerazione la proposta. Grazie. Sì, io non ho capito se era attinente l'intervento. È attinente. Vabbè, l'assessore vuole replicare? Sì, l'attinenza è dovuta al fatto che il fabbricato in oggetto del debito fuori bilancio è il fabbricato che è posto proprio nei pressi del Lago Morto. E questo fabbricato, vabbè, insomma, nel passato era stato realizzato sempre da Ferrovie dello Stato e questa persona l'aveva occupato secondo Rete Ferroviaria Italiana irregolarmente, secondo la persona dice di essere sicuramente da più di 20 anni o da 15 anni, adesso non ricordo, insomma da un sacco di tempo in possesso e quindi andrà avanti con la pratica giudiziaria. Per quanto riguarda il Lago Morto, abbiamo recentemente trovato un progetto che era valorizzazione del Lago Morto, un progettino fatto, posso dire anche il nome del professionista, che non è ancora stato pagato, ma comunque c'è l'impegno di spesa, ed è una cosa che anche noi stiamo lavorando. In effetti, quando è stato fatto il progetto del PNRR, forse un'attenzione si poteva dare di più a quel Lago Morto, purtroppo non è stata data e ci siamo dispersi con tanti investimenti su tutta la zona, portando a casa non risultati enormi. Adesso vedremo, siamo già tra qualche mese, un mese o due, i lavori stanno per essere completati, però effettivamente la preoccupazione per la gestione di quella zona, di tutte le costruzioni, le strade, le cose che sono state fatte, è sicuramente una grande preoccupazione. Comunque abbiamo, tra l'altro mercoledì scorso, assieme al sindaco, siamo stati proprio sulla zona, abbiamo anche visto il parcheggio, abbiamo visto i terreni, quindi è una cosa che vogliamo riprendere assolutamente e un progetto importante insomma della nostra amministrazione è proprio quello di valorizzare il Lago Morto, tant'è che in questi giorni abbiamo già inviato anche a MOM una richiesta che era stata un po' concordata nelle vie brevi con la dirigenza, una richiesta di attivare un servizio di autobus di servizio pubblico in partenza da San Giacomo e fino su al Lago Morto, intanto per 2 giorni nei fine settimana, con orari anche qui da vedere, proprio perché in difficoltà in questo momento per creare parcheggi, no? Abbiamo detto intanto cerchiamo di favorire l'accesso e quindi c'è questa volontà di portare avanti questa iniziativa. Sta andando avanti anche il progetto che era stato appena individuato, il progetto, quello che è stato finanziato col SISUS, di realizzazione della pista ciclabile lungo il Lago Morto sulla parte sinistra andando in su, quindi a ovest, e anche quella è un'altra iniziativa che sta andando avanti. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che abbiamo inviato negli scorsi mesi e quindi adesso andrà avanti anche il progetto esecutivo e prima o poi, non do date perché non vorrei essere ripreso dal giornale da qualcuno che mi ha definito molto loquace, che mi sembrava di esserlo, però va bene, e quindi non ritorno su quella cosa e quindi non do date, però insomma stiamo lavorando su questo e quindi
diciamo, la valorizzazione del lago morto rientra tra gli obiettivi che abbiamo individuato e che vogliamo portare avanti. Adesso abbiamo un po' capito com'è la situazione e appena possibile ci daremo da fare per poterlo concludere. Vabbè, vorrei precisare che non votiamo sulla valorizzazione del lago morto. Non votiamo sulla valorizzazione del lago morto, votiamo un riconoscimento del debito fuori bilancio. Ci sono altri interventi? Non vedo altre prenotazioni, chiudo la discussione. Apro la votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, votate. Allora, la proposta di delibera è approvata con 11 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti. Votiamo l'immediata. Non vedo il voto di Errante e di Uliana. Bene, hanno votato tutti, chiudo la votazione. Esecutività approvata, favorevoli 11, contrari 8, astenuti 4. Grazie. Settimo punto all'ordine del giorno. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, variazione numero 5 di assestamento generale e bilancio di previsione 25-27. Illustra l'assessore De Antoni. Diciamo, c'è il testo unico della legge comunale provinciale che prevede un certo articolo che entro il 31 luglio di ogni anno gli enti locali, i comuni, sono tenuti ad approvare tramite una delibera del Consiglio Comunale l'assestamento generale di bilancio che si attua con la verifica di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Questo quindi è l'oggetto della delibera. Sugli aspetti, diciamo, come dire, tecnici che hanno portato a questa verifica degli equilibri di bilancio, passo la parola, diciamo, alla dottoressa Daparè, che ha, diciamo, fatto la delibera e che ha approfondito tutti i temi legati a questo. Poi la seconda parte della delibera riguarda la delibera di variazione di bilancio e l'assestamento delle varie voci, e su questo riprenderò poi la parola io per illustrare meglio questo aspetto che è più politico, diciamo. Prego, dottor. Buonasera a tutti. Allora sì, come ha già introdotto l'assessore, entro il 31 luglio il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare due adempimenti. Uno che riguarda il dare atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'altro è quello dell'assestamento generale di bilancio. Questo sostanzialmente per mettere nelle condizioni l'ente, qualora fosse necessario ovviamente, di avere il tempo utile per porre in essere tutte quelle azioni utili a garantire la copertura delle spese strutturali del bilancio, quali possono essere le spese del personale, le spese riguardanti il rimborso delle rate del mutuo, oppure anche le spese relative alle utenze. Con l'assestamento si è provveduto a fare una ricognizione di tutte le poste contabili che sostanzialmente si traduce in una sorta di aggiustamento del bilancio deliberato.
Si prevedono le maggiori entrate accertate, ovvero le minori spese, per finanziare le maggiori spese. Per quanto riguarda la verifica degli equilibri, in primis ogni dirigente ha attestato che alla data di metà luglio non esistono debiti fuori bilancio da finanziare o in corso di formazione, quindi non risulta necessario adottare provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. È stata verificata la gestione di competenza e la gestione dei residui. Sono state verificate quindi tutte le voci di entrata e di spesa di competenza, compreso i fondi di riserva, i quali risultano congrui, sia il fondo di riserva ordinario che il fondo di riserve di cassa. È stata verificata la congruità dei fondi del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia quello che abbiamo deliberato con rendiconto, quindi accantonato nel risultato di amministrazione 2024, e sia quello accantonato col bilancio di previsione 2025-2027. Dall'analisi condotta non risulta necessario adottare misure per integrare il fondo rischi passività potenziali, oltre a quelli chiaramente già previsti in sede di approvazione e rendiconto di amministrazione 2024. Sono state anche condotte delle analisi rispetto ai bilanci delle società e degli organismi partecipati dell'ente, dai quali non risultano situazioni tali da rendere necessari accantonamenti o costituzione di fondi per la copertura di perdite o ripiano di debiti o ricapitalizzazione delle società. Per quanto riguarda la gestione dei residui, anche questi sono stati monitorati e risultano mantenuti a residuo delle somme che in qualche modo sono state anche controbilanciate da un adeguato fondo di crediti di dubbia esigibilità. L'ufficio poi ha rappresentato tutto questo quanto ho detto in numeri nella relazione di cui è l'allegato A della delibera, nella quale sono state ripilogate tutte le entrate, sia di stanziamento iniziale sia di stanziamento assestato, le spese, il riepilogo delle spese, stanziamento iniziale e assestato, da quale si evidenzia il pareggio tra entrate e spese e l'equilibrio finanziario sia dalla parte entrata che della parte in conto investimenti. Per quanto riguarda l'avanzo, sto parlando dell'avanzo disponibile approvato con il rendiconto 2024 che ammontava a 8.272.117, è stato applicato per 4.195.224, quindi abbiamo un avanzo disponibile residuo di 4.072.893. Poi sempre in questa relazione ho formalizzato il grado di esecuzione del bilancio e il grado di operatività del bilancio. Sostanzialmente con alcuni indici ho concretizzato le previsioni di bilancio rispetto alla loro esecuzione. Per quanto riguarda le entrate, le previsioni definitive sono state accertate per il 48,8% rispetto agli cioè gli accertamenti sono stati concretizzati rispetto alle previsioni definitive del 48%. Per quanto riguarda le spese, invece, gli impegni sono stati concretizzati per il 51% rispetto alle previsioni definitive. Per quanto riguarda invece il grado di operatività del bilancio, che sostanzialmente esprime la capacità di rendere liquide le entrate accertate e quindi di porre a termine le spese deliberate, abbiamo un 47% di riscossioni delle entrate rispetto agli accertamenti. Per quanto riguarda invece le spese, abbiamo impegni già pagati per il 36%.
E quindi da questi indici, da questi indicatori, ne deduciamo che non emergono difficoltà di cassa e tra l'altro è stata monitorata costantemente la tempestività dei pagamenti. Non emergono tensioni sulla cassa, infatti il fondo cassa al 30 di giugno risulta essere di 15.041.041 e l'ultima verifica appunto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità che avevo comunque ne ho già accennato insomma. E quindi dalle valutazioni effettuate si può attestare che il bilancio 2025-2027 è in equilibrio. Grazie. Concludo velocemente, ringraziando la dottoressa D'Apparet che assieme alla dottoressa Costalonga hanno predisposto questo atto. Volevo solo parlare poi dei numeri, insomma, ecco, non senza dimenticare che questi indici che ha citato la dottoressa denotano comunque una buona capacità perlomeno dell'ufficio finanziario di andare avanti con i provvedimenti. La grossa scommessa è quello di riuscire a far funzionare velocemente anche tutta la struttura per poter spendere i soldi, perché il fondo cassa è comunque rilevante, era rilevante all'inizio dell'anno, adesso mi sembra che abbiamo mantenuto su quell'ordine là intorno ai 15 milioni di euro, ma dobbiamo assolutamente mettere a terra le opere e spendere un po' di quelle risorse, perché significa dare alla città nuove opere, nuove iniziative. Per quanto riguarda le poste di bilancio che sono state variate, mi riferisco quindi da un lato alle entrate di parte corrente, inizio con questo, e una parte alle spese correnti. Per quanto riguarda le entrate di parte corrente, gran parte del maggiore gettito dipende dal gettito appunto registrato dall'addizionale comunale IRPEF, cioè abbiamo rilevato che già dallo scorso anno c'è stato un aumento importante di circa il 6% 2024 sul 2023 e l'andamento 2025 sul 2024 prevede circa una stessa percentuale un po' minore di aumento del gettito. È una situazione che ho letto sul giornale, si è ripetuta anche in altri comuni della provincia di Treviso. Possiamo fare diverse valutazioni su questo tema, ma insomma ecco, comunque quello che conta è che ci sono maggiori entrate senza modificare chiaramente la percentuale, no, dell'addizionale, ci sono maggiori entrate che importanti. Ecco, oltre a questi 190.000 euro, altri aumenti riguardano il trasferimento da parte della Vittorio Veneto Servizi degli utili di bilancio e poi i maggiori accertamenti che ci sono stati in particolare per contributi regionali, per i servizi sociali e per le attività culturali. L'importo è 200.000 euro. Ed sono 60.000 euro in più rispetto a quelli che avevamo messo provvisoriamente, erano 134, mi sembra di ricordare a memoria, 144, quindi abbiamo messo la maggiore rispetto a una previsione un po' bassa, abbiamo messo l'importo che è stato deliberato in assemblea della Vittorio Veneto Servizi il 31 maggio scorso. Gran parte, per quanto riguarda le spese correnti, gran parte di queste risorse che ho appena elencato vanno a coprire le voci di spesa del settore sociale, circa 200.000 euro. Ci sono notevoli spese e secondo noi insomma, è un segnale di un disagio sociale che si va estendendo sia per le reti di inserimento negli istituti per i minori e gli anziani, sia per le richieste di sostegno economici da parte dei cittadini fragili. Poi è prevista anche una maggiore spesa per il trasferimento all'ambito del distretto Pieve di Soligo dell'azienda 2 per la gestione dei servizi socioassistenziali che l'azienda sanitaria gestisce per conto dei comuni. L'aumento a nostro carico è di circa 63.000 euro, quindi una cifra importante che va ad aggiungersi ai 540.000 euro che già annualmente noi trasferiamo all'ambito tramite l'ambito trasferiamo all'azienda sanitaria. Ci sono poi, c'è stato
Queste sono le voci principali. Nella delibera leggete in dettaglio tutte le singole voci che portano a questo totale di spese per spese correnti di 416.039,58 euro. Per quanto riguarda invece le entrate per gli investimenti e le spese per investimento, gran parte delle spese di investimento ammontano complessivamente a 690.000 euro e per gran parte vengono finanziate con l'avanzo di amministrazione disponibile. Quello che prima citava la dottoressa D'Apparè era l'importo prima del prelievo, perché era prima di questa delibera, che era la disponibilità era circa 4.150.000 circa, adesso euro più euro meno. Noi con questa delibera andiamo a prendere da quell'avanzo circa, mi dici quanti soldi sono, scusa, dell'avanzo che prendiamo? Circa 400 e rotti mila euro? C'è l'importo esatto? Allora, sì. I soldi che prendiamo dall'avanzo. Abbiamo disponibile per 5,18. Sì, sono praticamente di questi 690.000 euro, 518 li prendiamo dall'avanzo disponibile per spese di investimento, 72 per spese vincolate per spese di investimento sempre e 1.010 euro per quanto riguarda l'avanzo vincolato per spese correnti, quindi circa 590.000 euro, circa 600.000 euro sono prelevate dall'avanzo di amministrazione. Gli altri 90.000 euro circa sono, come dicevo prima, maggiori entrate previste diciamo, che adesso leggeremo nel dettaglio. Per quanto riguarda appunto dicevo le spese di investimento, gli stanziamenti previsti riguardano tra l'altro 50.000 euro per la manutenzione straordinaria degli immobili ad uso abitativo in gestione all'Ater, la manutenzione straordinaria degli spazi esterni alla scuola Cosmo, la manutenzione degli impianti sportivi, qui sono quasi 100.000 euro in questo caso, e poi sono previsti una serie di interventi per riparare diciamo, ai danni subiti soprattutto dalle infrastrutture stradali e anche dagli immobili per le recenti alluvioni, eventi atmosferici che hanno costretto a eseguire interventi di emergenza per la manutenzione del patrimonio arboreo, per la manutenzione delle strade, degli immobili, per frane, inghiaiature e pulizie di canali, caditoie e anche grondaie. Ecco. Quindi è tutta una serie di spese importanti che sono diciamo, impreviste e che comunque dobbiamo far fronte in relazione ai problemi che ci sono stati con queste piogge. Un'altra voce simpatica comunque da ricordare sono questo stanziamento di 70.000 euro per incarichi professionali per la valutazione della sicurezza dei ponti. È una norma nazionale che prevede che annualmente la mano era così per dire annualmente, si debba fare questa verifica che è importante perché poi quando cominciano a venire problemi, per fortuna non abbiamo ponti di grandi dimensioni, insomma, però è una cosa che deve essere fatta e quest'anno abbiamo messo le risorse per poterlo fare. Quindi questa era nella sostanza la variazione, come dicevo praticamente abbiamo riportato tutte le singole voci nella delibera. Se avete qualche osservazione da fare siamo qua per rispondervi. L'unica piccola diciamo, segnalazione che devo fare è che nelle premesse della delibera, pagina 3, quando si parla di entrata parte corrente, c'è scritto 30.000 euro per contributi da privati per manifestazioni. Il capitolo che abbiamo utilizzato è quello giusto, ma la voce da privati è sbagliata perché i 30.000 euro si riferiscono a un contributo che dovrebbe darci la Regione, quindi diciamo, è un refuso, diciamo, ecco, credo che se possiamo cambiarlo direttamente, no? Segretario, possiamo cambiarlo nel corso del Consiglio, no? È proprio un refuso perché il conto diciamo, previsto nel bilancio comunque è quello giusto e quindi c'è solo questo aspetto qui. Ok, grazie. Grazie Assessore. Se ci sono prenotazioni. Non vedo prenotazioni. Quindi posso dichiarare Grazie Presidente, una battuta me la permetta adesso al consigliere D'Arè di prima che non potevo rispondere. Ovviamente avevo capito l'intento quando mi annoverava tra gli avvocati presenti qui, però volevo solo fare la precisazione.
da parte mia, che pur laureato in giurisprudenza non sono iscritto all'ordine degli avvocati, però avevo inteso il suo spirito, ecco. No, rispetto alla delibera di questa sera volevo solo chiedere un paio di cose. Vedo 33.000 euro in aumento per la gestione del calore, se riesce, Assessore, a dettagliarmi un istante questa cosa. E magari un maggiore dettaglio sui 50.000 euro per le spese di manutenzione delle aree a verde pubblico. Invece credo all'assessore Padoan, penso di far riferimento a lui, 16.500 euro spese per la promozione della biblioteca. Volevo capire in cosa consiste questa promozione della biblioteca, magari un minimo di dettaglio, perché ho trovato, ecco, curioso il fatto che ci fosse una cifra comunque considerevole. Peraltro approfitto per segnalare questa cosa e spero che possa essere di auspicio anche per il futuro. Ho visto che quest'anno, nel mese di luglio, la biblioteca è stata aperta anche in orario serale. Confesso che quando ero studente è una cosa che ho sempre sperato e credo fosse attesa, almeno in allora lo è sempre stato, per cui sicuramente l'ho trovata una cosa positiva, è sicuramente positiva per gli studenti che possono approfittare delle ore serali per studiare in un ambiente comunque tranquillo. E approfitto quindi, almeno da parte mia, di rivolgere questa richiesta all'assessore Padoan, ma anche all'assessore De Antoni. Non so se tecnicamente sia fattibile, ma spero che possa essere un'esperienza da ripetere anche in futuro, principalmente quando ci sono le sessioni d'esame, però della biblioteca beneficiano non solo gli studenti, ma anche molti altri utenti e dunque anche in altri momenti dell'anno. Ecco. Questo, ecco, sei riuscito a darmi queste due indicazioni. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Tonon. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Una domanda secca, l'assessore se può darci qualche chiarimento per quanto riguarda l'adeguamento delle previsioni dell'addizionale comunale all'IRPEF, visto che le cifre sono abbastanza consistenti, perché potrebbe essere un cambio di rotta rispetto mi auguro, alle dicerie che corrono rispetto alla infedeltà contributiva dei veneti, diciamo in generale. Ecco. Grazie. Assessori, se volete rispondere intanto, perché non vedo altre prenotazioni. Sì, quindi rispondo al consigliere Bassetto. Per quanto riguarda il calore, diciamo c'è una maggiore spesa, abbiamo dei centri di costo per il calore, quindi abbiamo una maggiore spesa per le scuole medie di 10.000 euro, una maggiore spesa per gli immobili dei servizi generali, sede quindi, e poi 10.000 euro per le scuole materne, cioè sulla base delle bollette insomma, che arrivano delle varie utenze facciamo una previsione, anche perché in genere diciamo, il conteggio viene fatto fino a giugno, no? E quindi diciamo, l'importo fino a giugno rispetto all'anno scorso in questi centri di costo è aumentato dei valori che ci sono qui e quindi abbiamo riportato questo importo. L'altra cosa era i 50.000, perché cos'erano i 50.000? Qui è stato fatto un passaggio diciamo, all'interno delle voci di bilancio perché avevamo esaurito, non era sufficientemente finanziato l'importo per
la manutenzione del patrimonio arboreo. Quindi abbiamo fatto una modifica, diciamo, di bilancio che può fare il dirigente all'interno dei propri capitoli, diciamo. Abbiamo fatto diciamo, qualche mese fa questa variazione, abbiamo preso 50.000 euro dell'attività del bilancio, insomma, sul conto, sul capitolo che prevedeva le spese per la manutenzione del verde, li abbiamo portati 50.000 per la manutenzione del patrimonio arboreo. Adesso questi 50.000 li dobbiamo ritornare diciamo, al capitolo che si occupa diciamo, del verde pubblico, quello che viene poi appaltato al servizio alla Coldiretti, e quindi abbiamo fatto questa modifica di stanziamento. Credo che sia questa quello che mi chiedeva di 50.000, no? È questo? Se l'ho fatto giusto, no? Sì, questo dovrebbe essere questa è la risposta. Il terzo punto è quello dell'IRPEF. Già nel 2023 e poi nel 2024, rispetto all'importo messo a bilancio per l'IRPEF, risultava alla fine dell'anno accertato, alla fine dell'anno, non per la verità, non alla fine dell'anno, ma subito dopo, all'inizio dell'anno dopo, risultava accertato un importo superiore. I principi contabili che prevedono che, se poi la dottoressa mi corregge, vediamo se ho capito bene, prevedono che nel 2025 si metta l'importo accertato per il 2023 e questo così è stato fatto. Adesso abbiamo visto che però l'importo accertato è aumentato alla fine, nel prosieguo del 2024 e sta aumentando anche nel 2025 in relazione agli incassi del 2024. Abbiamo fatto anche un'altra verifica, che poi è quella che ci ha spinto a scrivere queste cifre. Abbiamo fatto una verifica degli incassi del 2023, 2024 e 2025 dal 1 gennaio al 30 giugno e gli importi che sono più bassi dell'importo complessivo naturalmente, ma l'importo a metà anno insomma è 1.306.000 per il 2023, 1.411.000, quindi 105.000 euro in più nel 2024 e 1.492.000, quindi 190.000 euro circa nel 2025, nei primi 6 mesi. Siccome questo trend è in aumento, abbiamo detto, beh, mettiamo quelli che siamo sicuri e abbiamo messo questi 190.000 euro. Però, scusa? Sì, è in aumento anche il 2025, sì, ho detto. E quindi diciamo, c'è questa, abbiamo pensato che era inutile lasciarli lì perché poi questi soldi, quella è la maledizione, questi soldi se noi non li impegniamo poi vanno a finire diciamo, nel conto economico come avanzo di amministrazione e perdiamo la possibilità di fare attività diciamo, del titolo primo, quindi che è il grosso problema che abbiamo no, nel nostro bilancio. Quindi questo... Adesso vediamo, sì, purtroppo sì, non possiamo andare troppo in là, ecco. Abbiamo comunque messo una cifra importante, insomma. Non possiamo neanche rischiare di fare una cosa che non è ammessa, insomma, perché se no se dobbiamo mettere quello dell'anno precedente l'importo è comunque inferiore. Quindi abbiamo fatto comunque tutti quelli che sono stati accertati in più nel primo semestre li abbiamo messi tutti, insomma, ecco. Quindi diciamo dovrebbe essere. Per quanto riguarda i musei, l'apertura dei musei, dirà l'assessore, insomma le risorse le abbiamo, i musei della biblioteca, scusa, sì, ma erano aperti anche quelli in più. Vabbè, non sono stato attento bene, comunque gli importi li abbiamo messi a bilancio e quindi è auspicabile, credo che non ci siano problemi anche per il prossimo anno di poter mantenere queste aperture. Biblioteca e musei. Sì, se non ci sono altri interventi approfitto per rispondere alla domanda del consigliere. In parte mi ha già risposto l'assessore al bilancio. L'unica cosa, sarà da valutare il contratto di affidamento dei servizi bibliotecari per studiare poi nel dettaglio insomma, le modalità di implementazione, però insomma, questa apertura di luglio è un primo segnale che abbiamo voluto dare per rispondere insomma, a richieste che ci sono puntualmente pervenute da parte di comunità di studenti e di studentesse. In realtà concordo sul fatto che al di là che si tratta di una modalità di presidio culturale del quartiere, poi
sicuramente un'opportunità importante per tutti coloro poi che volessero, come dire, andare a leggere, a consultare e anche a trovare momenti, insomma, di socialità fino a sera inoltrata. Per quanto riguarda la maggiore spesa messa a bilancio nel capitolo delle spese per attività culturali della biblioteca, allora si riferisce a un'opportunità che abbiamo avuto dalla Regione Veneto, perché abbiamo partecipato al bando per il welfare culturale bandito dalla Regione Veneto, e il progetto di cui, insomma, il Comune di Vittorio Veneto, tramite l'ufficio, appunto, la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto, insieme a realtà del sociale, realtà teatrali, realtà anche private, ha presentato, è stato premiato con il massimo punteggio, quindi siamo anche contenti di questo risultato, e approfitto per ringraziare chi concretamente ha ideato e poi curato il bando, quindi soprattutto in primis gli uffici della nostra biblioteca, oltre a, insomma, tutti i partner. E un bando che si incentra sul progetto di libro di comunità, quindi un libro adottato dalla città di Vittorio Veneto e che poi verrà letto, insomma, e presentato in molteplici occasioni da qui a fine anno. In virtù della ricorrenza dell'80ª liberazione abbiamo scelto Nome di battaglia nero, che è dell'illustratrice Sonia Possentini, e si tratta di un libro, appunto, adatto a diversi pubblici. Poi all'interno di questo progetto sono anche previsti momenti di formazione per lettori pubblici, appunto workshop teatrali, e con un'attenzione anche a comunità fragili e anche alla comunità sorda. Quindi si tratta di un progetto ben articolato, e verrà presentato poi nel dettaglio insieme alle prime calendarizzazioni degli eventi il prossimo 8 agosto in conferenza stampa. Per cui, grazie alla domanda, insomma, approfitto anche per annunciare, e già all'interno visto del programma per i festeggiamenti di Sant'Augusta è previsto, all'interno della brochure, è previsto, mi pare, per il 17 agosto un momento legato a questo progetto, e quindi grazie ancora a chi ha permesso di portarlo avanti. Grazie Assessore. La parola al consigliere Posocco. Grazie. Beh, innanzitutto un ringraziamento al lavoro che è stato fatto. È stato sulla relazione sugli equilibri molto completa, fatta bene, arricchita, quindi ringrazio gli uffici, grazie anche a lei Assessore, e quando fa le cose giuste dico che è stato bravo. Ecco. Non le chiedo i 199.000 euro per il solito calderone manutenzione straordinaria strade. È una cosa che sa che non condivido in questa maniera, perché qua non si sa mai cosa andiamo a fare, oppure diciamo sistemiamo quella strada là e ne va sistemata un'altra. Quindi su questo ormai faccia lei, ormai non combatto più su questo. Torno però ai 200.000 della Vittorio Veneto Servizi. Allora, ho visto il bilancio pubblicato nel sito della Vittorio Veneto Servizi e mi parla di utile di esercizio di 176.000 euro. Ok. Bene, abbiamo messo 200.000, ci sarà qualcosa, me lo direte, altrimenti dico 176.000 euro vanno in spesa corrente sul totale, 24.000 devono essere spesi in parte capitale, come destinazione. Sì. Ne abbiamo ragionato tanto su questo, e su questo sono abbastanza, correggetemi, quindi la variazione tutta in parte corrente secondo me non è corretta. Detto questo, io non mi ricordo l'utile dell'esercizio 2023, quindi distribuito nel 2024, come sia stato dato, nel senso che abbiamo provato il controllo analogo.
lo statuto tanto richiesto anche dai banchi della minoranza. E l'articolo 6 del controllo analogo dice che il Consiglio Comunale dovrebbe prendere atto del bilancio d'esercizio, ne stabilisce la destinazione degli eventuali utili nel rispetto delle destinazioni obbligatorie per legge. A me non risulta che il Consiglio Comunale abbia deciso questo. C'è uno statuto, mi sembra che l'articolo ci sia, ditemi per quale motivo la destinazione è stata fatta con una delibera di giunta e non è prima venuta in Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale abbia deciso dove destinare l'utile d'esercizio. Quindi questa è una domanda. Ok? Due domande. Quindi 24.000 euro in più che secondo me vanno destinati in parte capitale e perché non siamo venuti, visto il controllo analogo che abbiamo approvato, perché non siamo venuti in Consiglio Comunale. Bene. Manutenzione e aree verde pubblico. Ho capito che sono stati presi dei 180.000 euro, 50.000 destinati alla manutenzione del patrimonio arboreo e poi ripresi. Nulla da dire su questo. Due domande. Partiamo dalla manutenzione del patrimonio arboreo. Ho letto la relazione fatta bene da un dottore forestale che ha certificato, fra virgolette, con una relazione puntuale, che in città ci sono, nel patrimonio arboreo, circa 23 alberi purtroppo da abbattere, perché malati, e ben 202 piante con rami secchi da potare, da intervenire. Benissimo. Con questa relazione non è che se cade uno di quegli alberi là o un ramo di quegli alberi noi non lo sappiamo, perché ogni albero sappiamo la destinazione e sappiamo che problema ha ogni albero. Quindi cade un albero, fa un danno a un bene mobile o a una persona, sindaca, la responsabile sa che purtroppo è lei. Sì, ma questa volta è certificato, perché c'è il nome della... Allora, quello che mi chiedo è, ho visto un affidamento di un lavoro per 50.000 euro a una ditta che fa manutenzione del patrimonio arboreo. Benissimo. In questi 50.000 euro c'è il discorso della spollonatura. È stato fatto un intervento di spollonatura puntuale da San Giacomo fino a altre vie della città, eccetera. Non ho capito le risorse per l'abbattimento di questi 23 alberi che più o meno costano, poi dipende dalla dimensione, ma circa va dai 1.500 ai 2.000 euro per pianta. Ho visto anche il conto che abbiamo mandato a un privato che ha tagliato un albero, sì, no? Più o meno, poi se l'albero è piccolo costerà meno, se è più grande costerà di più. Non vedo un impegno di spesa per questo, o mi sbaglio, e soprattutto per i 202 piante da tagliare gli alberi. Questa cosa è la cosa prioritaria. Se non ci fosse la relazione, non ci sarebbe il problema, ci sarebbe sempre, ma sarebbe un po' meno urgente. C'è una relazione, ha visto i temporali, anche quello del 24 di luglio cosa ha fatto, quindi mi aspettavo una variazione di bilancio puntuale e precisa da questo punto di vista. Corro perché poi... Benissimo la manutenzione del patrimonio arboreo, la manutenzione delle aree verdi pubbliche. Però ho visto una cosa, Assessore, ho visto le nostre bravissime tute gialle andare a intervenire lungo la strada di via Renato Longo, Visentin, per capirci. Boh, benissimo. Problema, nell'affidamento via Renato Longo non c'è. Le risorse dove sono? Cioè, abbiamo mandato a sfalciare. Nell'affidamento è un qualcosa in più, quindi mi aspettavo anche qui un incremento delle risorse, tralascio il fatto che magari mandiamo a sfalciare qualcuno senza aver dato l'incarico. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Replica l'assessore. Ok.
E dunque, il primo punto era questo che il consigliere chiama, diciamo, somma indistinta per la manutenzione della viabilità. Abbiamo cercato anche in questo bilancio, anche su richiesta dell'ufficio finanziario, di essere molto precisi sugli singoli interventi. Ad esempio, per la prima volta lei trova nel bilancio gli interventi per gli immobili, individuando ciascun immobile, non più come una volta manutenzione patrimonio immobili era ad uso abitativo e non ad uso abitativo, stavolta li abbiamo cominciati a mettere tutti assieme, singolarmente, in maniera tale, anche per una questione poi contabile, ci fosse la possibilità nel momento in cui i lavori vengono terminati di riportare sull'inventario il maggior valore che l'immobile ha. Quindi, e questo era su questo tema naturalmente ci sono tanti problemi, anche parlo degli immobili, perché metti una cifra, devi far fare il preventivo, poi ne chiedi un altro e poi la cifra non coincide mai e quindi quando poi invece che spendere 190 ne spendi 170 hai tutto il problema per recuperare questi soldi. Sulle strade abbiamo ritenuto di non fare questa distinzione. Uno, perché diciamo, gli interventi fatti sul patrimonio infrastrutturale delle strade, in sostanza, non c'è poi diciamo, aumento del patrimonio in termini di inventario, nel senso che una saltatura di una strada non determina un maggiore valore della strada stessa. Due, perché gli interventi di questi ultimi 25 giorni, con le due piogge dei fine settimana, sono stati davvero diciamo, tremendi, nel senso che hanno recato danni dappertutto e in poco tempo stabilire preventivi eccetera, è un problema complicato, per cui io cerco di controllare come vengono spesi i soldi e poi sono anche in grado di documentarli, anzi lo faremo senz'altro alla fine dell'anno, però è difficile mettere 20.000 per quella strada, 10.000 per quell'altra, 50 per quell'altra. Per questo abbiamo fatto questa scelta che pian piano comunque stiamo rivedendo nei termini anche del bilancio, anche perché guardando il bilancio, anche con la dottoressa qui mi conferma, cioè ci sono anche tanti capitoli che a volte sono con la stessa denominazione, bisogna cominciare un po' a pulire, il bilancio deve essere preciso, deve essere, come dire, confrontabile, verificabile ciascuno di noi e quindi dobbiamo cercare, miglioreremo anche questa cosa. Per quanto riguarda il problema diciamo, l'osservazione fatta sul trasferimento da parte della Vittorio Veneto Servizi, la delibera di assemblea della Vittorio Veneto Servizi che si è tenuta il 31 maggio di quest'anno ha approvato il bilancio e con successiva delibera ha stabilito di versare al Comune di Vittorio Veneto quale diciamo, gli utili, quelli del bilancio in corso e anche degli accantonamenti che ci sono. Quindi io questo aspetto qui delle spese correnti o delle spese in conto di investimento non lo condivido sulla base delle conoscenze che ho, poi ci confronteremo con l'ufficio per capire. Ad ogni modo c'è anche il fatto che si possono finanziare con interventi tipo l'avanzo di amministrazione o in questo caso se passa l'interpretazione sua consigliere che questi 24.000 euro in più sono per interventi in conto capitale, si può sfruttare la norma che dice che possono essere finanziati con le spese di investimento interventi per spese correnti purché siano una tantum. Quindi questo aspetto qui per 24.000 riusciamo sicuramente a superarlo. Faremo la verifica, consulteremo anche i nostri consulenti e vedremo come si può fare. Per quanto riguarda il discorso del patrimonio arboreo, è corretto quello che ha detto lei, avevamo preso 50.000 euro dal capitolo per il verde, che era nel momento in cui li abbiamo presi c'erano tutti i soldi necessari per fare gli sfalci fino addirittura a settembre, insomma, e abbiamo preso questi 50.000 e li abbiamo utilizzati per il patrimonio arboreo proprio in relazione alle problematiche che sono sorte e adesso li abbiamo restituiti. Con questo intervento, che l'impresa non è una delle solite, ma una di quelle che di solito non è la solita, ma è un'altra che comunque ha operato anche qui a Vittorio, con questi interventi facciamo tutta la spolvernatura, ma stiamo anche, ad esempio,
in via Carducci qua, che è vicino a noi, sono stati tagliati 2 alberi, sempre dalla stessa impresa che sta facendo le spolverature, quindi ci sono risorse all'interno dei 50.000. In più ci sono 2 capitoli che sono stati rifinanziati con 10.000, cioè uno per 10.000 euro, qual era questo? Ci sono 2 capitoli nell'elenco di tutti i capitoli che abbiamo rifinanziato, ci sono 2 capitoli da 10 più 12.000 euro che vanno a finanziare, diciamo, interventi sul patrimonio arboreo, quindi abbiamo risorse per portare avanti tutte almeno i 23 abbattimenti e anche la pulizia di quegli alberi che hanno questi rami secchi. La spesa che lei dice di 1.000 euro è dovuta non solo al taglio dell'albero, ma anche all'intervento come si chiama, no? Per la fresatura, diciamo, del ceppo, e quindi anche quello è un intervento costoso. Mi sembra che le cifre siano leggermente inferiori, però diciamo, la spesa è tenuta sotto controllo, le risorse disponibili erano queste, e quindi intanto siamo andati avanti così. Vedremo cosa succede nei prossimi mesi, se sarà necessario cercheremo altre risorse per poter proseguire in questa attività di sistemazione del patrimonio arboreo che non lo voglio fare senza polemica assolutamente, era stato un po' trascurato per questioni non dipendenti dalla volontà dell'amministrazione, va bene? Quindi adesso stiamo cercando di recuperare con tutte le forze che possiamo e come ho visto che lei ha riconosciuto, ho sentito che lei ha riconosciuto, cercando anche di dare un'impronta più tecnica agli interventi, perché questa iniziativa appunto di affidarci a un tecnico esterno che è esperto poi soprattutto di questi alberi monumentali, è stata una scelta secondo me corretta, e ha già censito circa 1.600 alberi e la previsione, nessuno li ha contati ancora, ma la previsione è che il totale potrebbe essere oltre 5.000 o 6.000 alberi. Quindi pian piano facciamo questa cosa cercando di partire, dalle zone più diciamo, abitate o con gli alberi più in difficoltà, cioè via Carducci, via Vittorio Emanuele, sono alcune vie che sono molto diciamo, con tanti alberi e anche molti in difficoltà. E l'altro aspetto, l'ultimo che mi diceva, era quello della Colliretti che avrebbe fatto degli interventi su per via Longo. Non è una strada comunale? È una strada comunale? Sì, è una strada comunale, bene. Sì, quindi è... Non è nell'elenco, sì. Vabbè, questo non può pretendere che io abbia... No, però, no, meglio, ma aspetta, però nel bilancio di quest'anno, bilancio 2025, abbiamo messo 50.000 euro in più di quelli che erano nel 2024 e quindi diciamo, adesso non so se hanno integrato la redazione, ma la sostanza è quella di fare l'intervento dove serve. L'idea di fare almeno 1 o 2 passaggi anche in quella zona l'abbiamo sempre, era così sempre, insomma, quando c'erano le risorse. Adesso che abbiamo trovato le risorse mi sembra che sia una cosa, non stiamo a cercare pelo nell'uovo, cioè l'intervento, i soldi c'erano e lo possiamo fare, è un intervento da fare, se non è scritto nella convenzione lo faremo scrivere, sì, non cambia niente, no? Sostanzialmente non cambia niente. Ok, spero di aver risposto a tutto. Manca qualcosa? Controllo analogo dobbiamo farlo, sì, dovrà esserci, dottoressa, il controllo analogo deve essere fatto, lo facciamo continuativamente, no? Il controllo analogo diceva che è previsto comunque di portare anche in consiglio comunale, no? Questa cosa, però il controllo analogo viene fatto costantemente dagli uffici, no? Per quanto, ad esempio, per fare, se vuoi rispondere tu, ma posso dire io quello che so, dico io, poi integri se ho dimenticato qualcosa, il controllo analogo viene fatto costantemente, ad esempio, sia con i contatti con l'amministratore, sia anche con la verifica di quello che viene fatto in termini di assunzioni, in termini di acquisti, che non sempre era stato fatto diciamo, con questa attenzione, e quindi questo controllo viene fatto costantemente dal nostro ufficio. Arrivano mensilmente i tabulati con tutte le attività del controllo di gestione e quindi diciamo, credo che questo controllo venga fatto. Poi formalmente il Consiglio Comunale, di solito lo facevamo nell'autunno, il Consiglio Comunale approverà questa attività o riterrà di dire che non va bene, però lo facciamo comunque. Ecco, questo
credo che questa sia la situazione che ci consente di dire che diciamo, l'azienda nostra partecipata al 100% è costantemente controllata sulle attività amministrative che svolge. Ma può rispondere, cioè, no, è una replica perché secondo me non ci siamo. Dai banchi delle minoranze avevate insistito, e qui prima ho guardato il collega Tonon, per il discorso del controllo. Allora, l'articolo 6 prende atto del bilancio d'esercizio e stabilisce la destinazione degli eventuali utili nel rispetto delle destinazioni. Boh. L'abbiamo fatto? No. No, avete deciso la destinazione degli eventuali utili. Ecco, no, ma qui il controllo analogo, lo statuto dice un'altra cosa, capisce? Volevo votare a favore, non posso votare a favore a questa proposta, perché insomma, ma penso che anche da qualche consigliere in maggioranza adesso un po' di imbarazzo su questo ci sia. Detto questo, l'esempio che ho fatto dello sfalcio non è, capisco, ha fatto un ragionamento, è un esempio che a me, io ho sempre detto che l'ente mancava di programmazione, ok? E quindi mancando di programmazione i lavori vengono fatti sempre, si rincorrono i lavori, non si eseguono prima, no? Tipo la manutenzione del patrimonio arboreo, assessore, ok? E questo è un esempio che le ho fatto, è l'apice di tante cose che secondo me non funzionano, non per colpa sua, senz'altro non sto dando, però non funzionano, ok? Non funzionavano, sottolineo, e non funzionano, e continuano a non funzionare. Sulla manutenzione del patrimonio arboreo capisco tutto, ma abbiamo una relazione di un dottore forestale adesso in più e veramente ci dice tagliate perché possono venire giù. E qua bisogna aver fretta, bisogna andare a tagliare, non si può aspettare, perché sappiamo esattamente dove sono i problemi. E qua poi i problemi cadono verso la sindaca che magari non ne può nulla. Quindi bisogna mettere risorse, fare gli incarichi. Ditte ce ne sono tante, se uno ha un po' perché è pieno di lavoro, se ce ne sono altre che possono fare il lavoro e si fa il lavoro. È urgente quel lavoro, assessore. No, non vedo altri interventi. Assessore, se vuoi fare una cosa telegrafica, altrimenti passiamo al voto. No, era diverso. Allora, chiudo la discussione. Apro la votazione. Prego, consiglieri, votate. Ci sono dichiarazioni di voto? Bene. Un attimo che le do la parola. Prego, consigliere. Grazie. Era per evitare un ulteriore intervento, ho detto era una sottolineatura che mi premeva fare, visto che c'è una somma di 12.000 euro
inserita fra le maggiori spese per quanto riguarda la digitalizzazione dell'archivio dell'edilizia privata. La sottolineatura è per, anche se non c'è l'assessore, ma spero gli venga riportata la cosa, di accelerare il più possibile in questa progettazione, in questo progetto. Perché? Perché è da anni che so che viene richiesto non solo dai professionisti ma anche da parecchi cittadini, e credo sarebbe anche, anzi sicuramente sarà un vantaggio anche per gli uffici, che non dovranno perdere ore, giorni, a volte settimane per cercare dei documenti che sono dispersi nei vari archivi ahimè, da tantissimi anni nei nostri archivi comunali. Credo sarebbe, accelerando questo tipo di lavoro che necessita sicuramente di parecchio tempo e parecchie risorse, accelerando faremo credo un gran favore a molti nostri cittadini, perché è successo talvolta hanno dovuto rinviare atti perché non riuscivano a recuperare i documenti che erano in possesso della nostra amministrazione. Detto questo, confermo il voto positivo del nostro gruppo. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo altre richieste di dichiarazione. Passo alla votazione. Prego, votate. Allora, delibera approvata con favorevoli 11, 3 voti contrari e un astenuto. L'immediata esecutività. Grazie. Attività approvata, favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. E questo era il punto numero 7. Adesso passiamo al punto numero 8. Centrale unica di committenza, stazione unica appaltante della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, adesione e approvazione schema di convenzione. Prego, Assessore Denardi. Grazie Presidente. La delibera riguarda l'adesione e l'approvazione dello schema di convenzione alla Centrale unica di committenza, stazione unica appaltante della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Il Comune di Vittorio Veneto, con il proprio ufficio gare, ha una stazione appaltante qualificata ai livelli L1, quindi avanzato, superiore alle soglie di rilevanza europea, senza limiti di importo, per ambito di progettazione, affidamento lavori e di esecuzione. SF1, avanzato senza limiti di importo, per l'ambito di affidamento, servizi, forniture e esecuzione. Pur avendo appunto un ufficio gare perfettamente qualificato, si propone l'adesione
alla centrale unica di committenza stazione unica appaltante del Campo San Pierese, che è riconosciuta come un ottimo servizio per tutti gli enti locali del nostro territorio, anche in considerazione del fatto, insomma, avete votato prima la delibera relativa all'acquisizione degli importi tramite il bando CSE. Quello è uno degli esempi nei quali i nostri uffici si sono ritrovati a dover gestire una mole di gare in tempi molto ristretti, rischiando anche, qualora queste coincidano con altri atti in scadenza da dover svolgere, di non essere sufficientemente celeri per rispondere ai bandi che molto spesso arrivano, e in alcune occasioni, come ad esempio quello del CSE, sono bandi nei quali la valutazione viene fatta sull'ammissibilità e poi in ordine cronologico di presentazione delle richieste vengono accettate fino a esaurimento del plafond. Per quanto riguarda l'adesione appunto a questa centrale unica di committenza stazione unica appaltante, è prevista la corresponsione di un contributo fisso annuo di 7.000 euro. È previsto altresì, come già detto in commissione l'altro giorno, che non vi è un obbligo poi di devolvere tutte le attività, ma è semplicemente un'ulteriore facoltà e un supporto. Mi pare rilevante sottolineare in particolare 3 punti tra le funzioni e le attività che la CUC, diciamo per brevità, è in grado di svolgere: la verifica di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come subcriteri, dei relativi pesi e subpesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi; la verifica della completezza, chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione ovviamente con gli enti aderenti; e la proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo, di procedure aggregate nel caso in cui più enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei. C'è quindi anche la possibilità che, una volta che la centrale unica si accorge che diversi sono gli enti che hanno le stesse necessità, possa suggerire loro di procedere con delle procedure di evidenza pubblica aggregate, anche al fine ovviamente di spuntare risparmi economici maggiori. Quindi l'attività, ribadisco, è quella di affiancamento all'ufficio comunale nella gestione delle procedure, e non la integrale sostituzione, ma è solo appunto un'ulteriore possibilità per il nostro comune. Grazie. Consiglieri, se volete prenotare interventi. Non vedo prenotazioni. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti chiudo la discussione. Non vedo richieste di dichiarazione di voto. Chiudo la discussione. E apro la votazione. Allora, la delibera è approvata con 15 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Adesso votiamo l'immediata esecutività.
Grazie. Chiusa la votazione. Immediata esecutività approvata, favorevoli 15. Quindi si conclude anche l'8º punto dell'ordine del giorno. Adesso passiamo al 9º e ultimo punto dell'ordine del giorno, rivolto alla richiesta di cessate il fuoco immediato e permanente e di un futuro di pace nei territori palestinesi, presentati dai consiglieri capogruppo Tonon, Denardi e Bevilacqua, anche per conto dei rispettivi gruppi consigliari. Illustra l'ordine del giorno il consigliere Carnelos. Prego, consigliere. Buonasera a tutti, ai cittadini e alle cittadine che ci seguono tra il pubblico e per TV. È con tremore e timore che prendo la parola per illustrare questa mozione. E in via preliminare ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza che probabilmente razione aetatis hanno ritenuto che potessi essere io ad illustrarla, proprio perché è il frutto di un lavoro certosino fatto da tutti i consiglieri comunali, in un tema così drammatico e impellente. Domenica scorsa le campagne di tutta la Marca trevigiana hanno suonato alle 22, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma di Gaza e della Cisgiordania. Insieme alle campane in tante città e anche a Vittorio, una folla con campanacci ha fatto sentire la sua voce. E fra noi consiglieri ci siamo detti che un'istituzione pubblica, un comune, ha anch'esso delle campane da suonare. Le campane che possiamo suonare sono gli atti deliberativi per scuotere ancora quell'indifferenza che c'è, perché il silenzio è complice di quello che avviene. Vedete, io sono sicuro che le mie parole saranno inadeguate e non sufficienti per esprimere davvero la volontà di pace e di cessazione della guerra in quelle martoriate terre e in tutte le altre terre dove ragionano con le bombe e con le mitragliatrici. Non sapevo da dove iniziare, ma casualmente prima guardavo e allora per motivare la ragione per cui chiediamo alla Giunta e al Sindaco di attivarsi, me le dà il nostro Presidente della Repubblica, che oggi alla cerimonia del ventaglio ha detto: a Gaza non sono errori, c'è ostinazione a uccidere, disumano ridurre un popolo alla fame. Credo che queste alte parole, molto meglio delle mie, riescano a spiegare e a motivare la ragione per cui, è vero, un'amministrazione, un sindaco si deve occupare di via Sant'Augusta, di via Dino Longo, ma siamo anche un organo politico che deve far sentire la sua voce più forte possibile,
anche perché siamo 17 consiglieri comunali. Nella ridondanza si dice che siamo i rappresentanti del popolo ed è giusto che il popolo vittoriese sappia da che parte stanno i suoi rappresentanti, anche in questo tema così drammatico, che potrebbe sembrare, come si può dire, non attinente alla piccola amministrazione. Eppure il destino dell'umanità ci deve interessare. Non è possibile che i potenti della terra non si accorgano che è disumano che al maggio del 25 nelle terre di Gaza e di Cisgiordania hanno perso la vita 53.000 persone, più 15.000 bambini. È come Vittorio Veneto e Conegliano, i suoi abitanti, fossero totalmente spazzati via. E mentre noi pensiamo alle vacanze, magari la Savno trova nei sacchi tovaglie e alimenti che vanno al macero. Ci sono bambini, civili che muoiono di fame. Pensando prima seduto così, quale poteva essere l'incipit, mi è venuto in mente che da ragazzi tutti quanti abbiamo letto il diario di Anna Frank. Anche all'epoca c'era qualche potente che voleva sterminare bambini, che voleva sterminare civili, che voleva allontanare Anna Frank dalla sua Amsterdam. Ricordate l'angoscia di quella bimba? Ecco, e di tutti ovviamente i bambini, i civili ebrei dell'epoca. Ecco, oggi le Anne Frank si trovano a migliaia a Gaza e in Cisgiordania. E davvero c'è chi pensa che Gaza sia una Las Vegas o debba diventare una Las Vegas. Ecco, no. Noi, consiglieri comunali, vogliamo esprimere la nostra indignazione, il nostro sdegno. E, sì, finisco, leggo solo cosa, in modo da rendere edotti i cittadini su cosa chiediamo al sindaco e alla giunta comunale di farsi portavoce presso il governo italiano affinché in tutte le sedi istituzionali venga fermamente richiesto alle parti belligeranti un immediato cessate il fuoco, già più volte richiesto dalle Nazioni Unite, e che contestualmente venga ristabilito nella striscia di Gaza e in Cisgiordania il rispetto della vita, della dignità umana e delle persone che vi abitano. Prevedere azioni concrete di sensibilizzazione riguardo a questi temi che possono coinvolgere i cittadini vittoriesi. Chiedere formalmente al governo di attuare tutte le procedure possibili per bloccare i crimini contro l'umanità che minacciano la sopravvivenza di tutte le popolazioni coinvolte, riconoscendo che è in atto una grave e sistematica violazione dei diritti fondamentali del popolo palestinese che si configura come un genocidio. Attivarsi insieme agli organismi internazionali preposti per facilitare la costruzione di soluzioni diplomatiche e politiche che consentano la cessazione della guerra nella martoriata terra di Palestina e ai popoli del Medio Oriente di vivere in pace. Condannare tutti gli atti e le forme di antisemitismo e ogni forma di islamofobia, chiedendo proprio in questo periodo di tensioni un maggior impegno per una convivenza rispettosa delle diverse appartenenze culturali e religiose, al fine di costruire una possibile riconciliazione a partire dalle nostre comunità. Il 26 giugno 1963 John Fitzgerald Kennedy
a Schöneberg, Berlino, di fronte all'esodo i tedeschi da Berlino disse Ich bin ein Berliner. Questa sera credo di interpretare i sentimenti dei consiglieri nel dire che ciascuno di noi Ich bin ein Palestinian. Grazie. Grazie consigliere. Per cortesia, il pubblico non può intervenire. Per cortesia. Per cortesia, non è ammesso l'intervento, non è permesso, non è permesso, non è previsto, no, non è permesso, non è previsto l'intervento del pubblico. Possiamo benissimo. Non è ammesso, sì. Bene, adesso vediamo se ci sono prenotazioni. Vedo Marta Denardi, prego. Grazie Presidente. Questa sera portiamo in discussione, in votazione, un ordine del giorno che, ne sono consapevole, come ha già sottolineato il mio collega consigliere Carnelos, è un tema drammaticamente complesso e doloroso. Parliamo di guerra, di diritti violati, di sofferenza, ma soprattutto parliamo di responsabilità, quella che ciascuno di noi ha, anche in un piccolo consiglio comunale, di non chiudere gli occhi di fronte a ciò che sta accadendo nel mondo. Questa proposta riguarda un cessate il fuoco immediato e permanente nei territori palestinesi e un impegno concreto a costruire un futuro di pace. Lo fa condannando con fermezza tanto l'attentato terroristico di Hamas del 7 ottobre quanto la risposta sproporzionata, brutale, inumana dell'esercito israeliano che continua a martoriare la popolazione della striscia di Gaza. Non si tratta dunque di prendere una posizione contro l'altra, ma si tratta di prendere una posizione per la tutela del diritto internazionale e dei diritti fondamentali dell'uomo e di un popolo. Si tratta di non restare in silenzio mentre solo fino a 2 mesi fa il bilancio era di 53.000 vittime di civili uccisi, di cui 15.000 bambini, numeri che da soli dovrebbero bastare a toglierci il sonno. Qualcuno potrebbe chiedersi il senso che ha portare e approvare un ordine del giorno del genere in un consiglio comunale come il nostro. Perché occuparci di Gaza quando abbiamo strade da asfaltare, bilanci da approvare e servizi da garantire? Ebbene, a questa domanda risponderei dicendo che è necessario impegnarsi per la pace, per i diritti umani e a tutto ciò che è in contrasto, non è in contrasto con l'impegno sul territorio. Non toglie nulla alla nostra azione amministrativa quotidiana, non rallenta l'ordinario, al contrario dà un senso ampio a ciò che facciamo, perché ci permette di avere uno sguardo globale e non particolare. Amministrare significa anche assumersi la responsabilità morale di dire da che parte stiamo, di non girarsi dall'altra parte e quando ci sono catastrofi umanitarie e quando le vittime sono civili, donne e bambini. Bisogna dimostrare che la nostra città non è indifferente al dolore degli altri, anche di un dolore lontano come quello in Medio Oriente. La nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra e oggi ciò che accade in Palestina non è solo una guerra, è un disastro umanitario, è una sistematica violazione dei diritti umani, è una dinamica che si avvicina ogni giorno a quella che il diritto internazionale definisce genocidio. Ogni parola spesa, ogni presa di posizione, ogni atto simbolico può contribuire a far nascere una coscienza collettiva più forte. Se si parte dai cittadini, dai comuni, dalle associazioni, i governi dovranno ascoltarci. Hannah Arendt, testimone della Shoah, imputava un grande ruolo alla responsabilità individuale nello sviluppo della storia. Diceva che ciò che era successo in Europa era dovuto a un crollo molare della comunità europea tutta e non solo della parte tedesca. La lezione che si può trarre dalle testimonianze, secondo Arendt, sul piano politico è che se sotto il terrore la maggioranza soccombe,
e si sottomette, qualcuno non lo fa. E se certe cose possono accadere in tutti i paesi, non accadono in tutti. Dal punto di vista umano invece insegna che quello che si deve pretendere ogni giorno è che il nostro pianeta diventi un posto dove sia possibile l'umana convivenza. Arendt ricapitola la lezione che sul lungo viaggio sulla malvagità umana aveva insegnato, cioè la banalità del male. Basta l'indifferenza perché ci sia il male, basta il non pensare, basta il voltarsi dall'altra parte. Un altro punto che a mio avviso vale la pena sottolineare è che è stata scelta una mozione per il cessate a fuoco a Gaza e non in altri paesi particolari, perché nella striscia di Gaza siamo testimoni non solo di crimini contro la pace e di guerra, ma siamo testimoni di crimini contro l'umanità, cioè di azioni violente non eseguite per necessità militari, ma contro la popolazione civile, in questo caso il popolo palestinese. Crimini indipendenti dalla guerra e di sistematico sterminio. Certamente le analisi di Arendt hanno alle spalle un contesto molto diverso da quello che noi abbiamo oggi, ma credo che con i dovuti distinguo, già lei comunque era molto distaccata rispetto alla sua storia personale, possiamo comunque prenderla in considerazione. Ecco che portiamo oggi alla votazione questo ordine del giorno che non si limita però a denunciare, ma propone, chiede al sindaco e alla giunta di farsi portavoce presso il governo affinché nelle sedi idonee si chieda il cessate il fuoco, chiede azioni concrete di sensibilizzazione nel nostro territorio, perché l'informazione e la consapevolezza è il primo passo verso la pace, chiede di riconoscere la gravità di quello che sta accadendo e di sostenere il diritto dei popoli a vivere liberi e sicuri in dignità. Inoltre è fondamentale dirlo, questa proposta condanna ogni forma di antisemitismo e anche ogni forma di islamofobia. Non è una mozione che alimenta l'odio, ma al contrario guarda alla riconciliazione. Ecco, con questo diciamo insomma che questo Consiglio Comunale non è indifferente. Il nostro impegno amministrativo in conclusione persiste, anche concreto, l'abbiamo dimostrato con gli altri punti all'ordine del giorno, ma non rimaniamo zitti e alziamo la voce quando si stanno calpestando i diritti fondamentali di un popolo e del diritto internazionale. Grazie. Grazie, consigliere Denardi. Consigliere Uliana, prego. Premetto che mi unisco alla condanna della violenza nei territori di Gaza e della Cisgiordania. Premetto che sono decisamente solidale con un Consiglio Comunale che rifiuta la violenza, il fanatismo, l'odio, tutti i prodromi che costituiscono il piano inclinato verso la direzione dei campi di sterminio di ieri e dei drammi dell'oggi. Ricordo che la sensibilità verso tutti questi temi è stata ripetutamente dimostrata negli anni nella nostra città, a partire per esempio dal 2018, quando abbiamo espresso la volontà che la nostra città fosse chiamata città della pace. E poi conferenze, corsi di geopolitica, attività con le scuole, le università, le associazioni. Sono quindi pienamente d'accordo. E non potrebbe essere altrimenti, su quanto da voi scritto in questa proposta di ordine del giorno. Avrei però apprezzato, anche perché tra l'altro dagli interventi dei consiglieri che ho sentito questo è emerso, oltre che a ritenerlo anche più corretto, che la vostra condanna, la censura, la presa di posizione non fosse solo nei confronti dell'indicibile orrore che si sta consumando a Gaza. Mi sarei aspettata anche una ferma condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la solidarietà e vicinanza anche al popolo ucraino. È di ieri una nuova strage con uno dei bilanci più sanguinosi
degli ultimi mesi. È stata colpita una clinica ostetrica. Sono stati uccisi dei civili in attesa di ricevere aiuti, a proposito di quanto diceva la consigliera De Nardi. Avrei voluto quindi vedere questo nel vostro documento, una netta presa di posizione, di rifiuto di entrambi i conflitti che sono più attuali, forse perché sono quelli più vicini a noi, oppure meglio ancora, come è stato fatto tra l'altro in numerosi consigli comunali di città italiane, avrei voluto una presa di posizione di rifiuto da parte di questo Consiglio comunale verso ogni tipo di guerra, ogni conflitto armato, ricordando ancora una volta il valore della pace come diritto fondamentale della nostra comunità, del nostro paese e di tutto il mondo. La nostra meravigliosa Costituzione parla chiaro in questo senso. Perché per esempio non avete proposto di entrare nella rete Città di Dialogo contro la guerra che fa parte di un programma europeo? Ecco, io chiedo alla luce di quanto ho detto se è possibile, e se lo ritenete, emendare, modificare la vostra proposta in questo senso. Grazie. Grazie, consigliere. Io ancora non vedo prenotazioni, se c'è qualcuno che ha intenzione di intervenire. No, voglio dire, se si tratta di fare un emendamento, bisogna che l'emendamento venga scritto e venga proposto. No, certo, ha ragione. Sì. Sentiamo gli interventi, se ci sono. No, ma la sua prima era l'illustrazione, quindi ha il diritto dell'intervento della replica. La prima era considerata l'illustrazione dell'ordine del giorno. Grazie Presidente. È chiaro che questo punto all'ordine del giorno è chiaramente un punto politico e giustamente è giusto discutere e poi ognuno trae le proprie conclusioni. Allora, partiamo dall'inizio, come nasce questa conflittualità in questo Stato di Israele e dintorni. Allora, il 14 maggio del 1948, su decisione dell'ONU, viene stabilito lo Stato di Israele. Subito dopo si scatena la prima guerra arabo-israeliana. Quindi stiamo parlando di un conflitto che ha origine del dopoguerra. Stiamo parlando di, naturalmente, perché veniva istituito lo Stato di Israele? Veniva istituito lo Stato di Israele per dare una patria dopo, quello che è avvenuto nei campi di concentramento. Ricordiamoci che i 6 milioni di ebrei, la Shoah, è un dato riconosciuto e di fatto. Bisogna anche dire che in tutti questi anni lo Stato di Israele poi si è sviluppato, nasce, ripeto,
su una decisione dell'ONU con la decisione di chi aveva vinto la guerra, ovvero gli Stati Uniti e il Regno Unito. Andando invece ai giorni nostri, nasce questa tremenda reazione dello Stato ebraico e nasce una reazione soprattutto con oltre 50.000 morti, tra cui bambini, non si bada se si spara al nemico inerme o se si spara alla popolazione inerme. Sembra un gioco di parole, ma così è. E a fare questo la cosa peggiore è che la fa chi ha subito la più grande catastrofe della storia. Allora la diplomazia che non ho visto quando ho fatto la scorsa legislatura il parlamentare europeo sulla guerra russo-ucraina, dove l'Europa non ha fatto e non ha mosso nulla prima di evitare la guerra, cioè la parte diplomatica non si è vista né prima né dopo né durante. La stessa cosa avviene qua. Allora noi facciamo parte di una comunità, la comunità europea, che continuiamo a dire, io ho sempre continuato a dire, è solo ed esclusivamente un'unione monetaria di interessi economici, punto e basta. Non è entrata in questo. Noi adesso discutiamo giustamente perché 50.000 morti, così è chiaro che si sta facendo un altro genocidio ed è un genocidio della storia tollerato, non dico voluto e cercato, ma sicuramente tollerato da tutti i governi occidentali, ma anche dalle regioni arabe. Allora noi facciamo questo consiglio comunale, importante, importantissimo, sicuramente sì, è un'espressione che ci vede tutti uniti. Faremo magari una votazione, faremo un documento, ma rimarrà solo ed esclusivamente un documento. La parte diplomatica, la diplomazia mondiale dov'è? E questo è il vero problema, perché oggi tocca alla Palestina, ma domani potrebbe toccare a un altro paese. E se c'è questa indifferenza, di fronte a un fatto così grave, è la stessa indifferenza che è avvenuta tra il 43, 44 e 45. Non c'è nessuna differenza tra quel genocidio e questo. E ripeto, peccato che a fare questo genocidio sia chi un genocidio l'ha subito. Allora, ben venga questa discussione, ma rimane una discussione tra di noi che non avrà alcun esito e nessuna formula. La inviamo al governo, non so, sindaco, la inviamo al governo? Sì. Facciamo una mail, facciamo una raccomandata, ma tale rimane. Allora qua stiamo discutendo certamente di un fatto gravissimo, ma che di fatto non avrà alcun valore, diciamo così, essenziale. È certo un documento politico, punto e basta. Consigliere Carneros. Sì. Vero, è un atto politico e che smuove le montagne è la politica. Se siamo indifferenti, creiamo un'opinione pubblica indifferente. Gandhi non pensava certo di stravolgere la diplomazia. E invece per favore, non può
Per cortesia, non può intervenire, ma Certo che no, consigliere, non replichi l'intervento. Non ci costringa a farla abbandonare l'aula, perché non può intervenire, non può, sì, va bene, ma lei deve sempre ripetere la parte che le piace ripetere, ma ormai la conosciamo, mi sembra che non serve neanche. Per favore non ci costringa a prendere provvedimenti che non ci piace prendere. Prego, consigliere. No. Ed è un atto politico proprio per dire che ci siamo. Probabilmente se in passato ci fosse fatto, forse qualche reazione in più ci sarebbe stata. Volevo rassicurare la consigliera Uliana sull'Ucraina. Il consigliere che le parla, quando la Russia invase l'Ucraina, era in piazza. Mi sarei aspettato da quel consiglio comunale, e non lo so se ci fu, ma le assicuro che io e i consiglieri che abbiamo redatto questa mozione, dove si parla e si dice di genocidio, si dice 2 popoli, 2 stati, si dice che è una guerra contro un popolo. C'è scritto, e con l'approvazione diventerà pubblico, potrà essere letto, al di là degli slogan che spesso qualcuno dice. Ma per obiettare a Darè che gli atti politici valgono, io vorrei leggere non parole mie, ma parole di noti bolscevici sulla no alla guerra, sulla necessità di muoversi. Ha parlato dell'Europa, guarda caso tocca a Emmanuel Macron e a Starmer, pericolosi bolscevici, che parlano di riconoscimento della Palestina. Non serve a niente che il governo italiano promuova il riconoscimento dello Stato di Palestina. È un atto politico che ha il suo effetto. Ma poi questo ordine del giorno risponde agli alti lamenti di chi non c'è più. Papa Francesco: chiedo che tacciano subito le armi e si abbia il coraggio di riprendere il dialogo, perché siano liberati tutti gli ostaggi e si arrivi a un cessate il fuoco definitivo. Nella striscia la situazione umanitaria è di nuovo gravissima ed esige impegno urgente delle parti belligeranti e della comunità internazionale. Lo diciamo anche noi. Altro bolscevico, il vescovo di Manfredonia: è dal 1947 che la striscia di Gaza e la Palestina sono un campo di concentramento a cielo aperto, e dal 7 ottobre 23 sono diventati un campo di sterminio con il silenzio del mondo e dell'Europa.
Quello che mi ha sempre fatto effetto è che dietro a questo campo di concentramento ci sia un popolo che dei campi di concentramento è stato succube fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ennesimo bolscevico, perché fra l'altro è vescovo di Bologna, è il grido dei palestinesi e degli israeliani, di quanti continuano a credere nella pace, coscienti che questo può arrivare solo nell'incontro e nella fiducia. Di fronte alla devastazione della guerra nella striscia di Gaza, diciamo con una sola voce: fermi tutti, tacciano le armi. Le operazioni militari di Gaza e il lancio di missili verso Israele, siano liberati gli ostaggi e restituiti i corpi, si sfamino gli affamati e siano garantite cure ai feriti, si permettano corridoi umanitari, si cessi l'occupazione di terre destinate ad altri, si torni alla via del dialogo, unica alternativa alla distruzione. Il cardinal Pizzaballa, bolscevico di Israele: non siamo contro la società israeliana e l'ebraismo, ma abbiamo il dovere morale di esprimere con assoluta chiarezza e franchezza la nostra critica alla politica che questo governo sta adottando a Gaza. Ecco, credo che abbiamo cercato di accogliere quanto autorevolmente questi bolscevici ci hanno detto. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Posocco. Sì, diciamo che in questo momento, parlando di temi così importanti, gravi, mi sento anche abbastanza, come dire, inadatto con il mio piccolo ruolo di consigliere comunale di una città che è un puntino nel mondo e che non conta niente rispetto a questo. Però va bene parlare e parlare di questo problema, di quello che sta avvenendo in questa parte del mondo oggi come da ormai un sacco di anni, perché oggi è così, ma lo era 20 anni fa, 30 anni, 40 anni purtroppo. E apprezzo tutti gli interventi che sono stati fatti dalla collega Denardi, collega Darè, collega Uliana, anche dal collega Cornelos. E arrivo anche al punto che sono stati interventi da persone non politici, a parte qualche scivolata del consigliere Cornelos, che diciamo qua non abbiamo parlato di politica ed è una cosa importante, perché questo tema io sono preoccupato perché a livello nazionale sta mettendo uno contro l'altro. Ci sta mettendo uno contro l'altro, ci sono come le tifoserie pro Israele, pro Palestina, così abbiamo visto gli interventi dal pubblico, che c'è gente inferocita e questo mi preoccupa perché il clima in Italia veramente sta un po'... Non siamo tutti come qua d'accordo, che bello, cioè votiamo, c'è gente fuori veramente uno contro l'altro e sta crescendo questo astio così che non fa bene al paese. Quindi l'invito nel mio piccolo è dire anche condanniamo, calmiamoci, cosa possiamo fare, ma calmiamoci, non trasformiamolo in una guerra tra fazioni, che è grave, quindi calmi tutti per cortesia, perché il mondo un po', sì, abbiamo quello che succede a Gaza, quello che succede in Ucraina è grave anche quello, sarà perché qui a 2000 km un po' più vicino, ma insomma dalle persone che vivono a Vittorio Veneto ci arrivano quotidianamente informazioni che quella non è una guerra con obiettivi militari, ma i missili arrivano negli asili, negli ospedali e così. Quindi niente, ripeto, ammetto la mia, come dire, io sono inadatto magari a parlare di questo, sono andato più volte in quei territori per lavoro, sono d'accordo con quello che è scritto nella mozione, mi piacerebbe fosse emendata, okay?
se lo fate sarebbe un atto ancora più grande. E niente, buona serata. Grazie consigliere. Consigliere Bevilacqua. Grazie. Allora, 4 punti che mi sono segnata, non volevo intervenire, mi sembrava fosse tutto chiaro. Allora, 1, gli atti dei singoli non sono ininfluenti, porto una mia esperienza, 2007, in mezzo al deserto del Sahara, 3 persone, una ero io, per un'attività seria, e siamo stati raggiunti da uno che evidentemente controllava il territorio con la scusa che aveva perso i cammelli, e il discorso è andato nella politica. Erano gli anni della guerra in Iraq, insomma, più o meno si è parlato di quello quantomeno. Questa persona ha espresso il suo astio molto profondo verso alcuni stati europei e extraeuropei che in quella situazione erano esposti, e noi, anche con un po' di rischio, abbiamo chiesto. Però anche il governo di allora italiano non si è messo contro questa guerra, non ha appoggiato, e lui ha risposto così: è vero, c'era il governo Berlusconi ha fatto le sue scelte, ma da lì in mezzo al nulla questo ha detto: ma noi abbiamo visto che gli italiani mettevano le bandiere della pace alla finestra. È la voce di uno, non è di un nessuno. Però l'atto del singolo è importante. Seconda cosa possiamo fare? Che è il contenuto. Noi non possiamo cambiare la storia, lo sappiamo, non voglio parlare di Europa, però la sensibilizzazione è importante. Quello che si chiede qui, ed è stato il momento di limatura sulle parole, eccetera, è dobbiamo sensibilizzare, certo scrivere anche allo Stato, eccetera, però fare qualcosa qui. La mia speranza è che i miei nipoti, i nostri nipoti e pronipoti, quando studieranno questo periodo storico, ci sia una riga in cui si dica che le comunità, i consigli comunali, le associazioni italiane, europee, parlo per l'Italia, vivo qui, mentre tutto questo succedeva, dicevano qualcosa. Quello che non è sempre successo, o quantomeno non ci è stato trasmesso nei, genocidio precedente. Io sono stata lì 25 anni fa e la situazione era già insostenibile, quindi non so adesso, non sono poi più stata, però anche al di fuori della striscia di Gaza la situazione era drammatica, e quindi questa è una cosa, come giustamente è stato ricordato, che ha una storia lunga e che su cui dobbiamo almeno dire non siamo d'accordo. Dopodiché tutte le altre, nella sensibilizzazione, secondo me è una sensibilizzazione non al caso specifico, ma proprio alla cultura della pace, e quindi stanno dentro anche il Sud Sudan, stanno dentro tante cose, non necessariamente, però lo spunto è questo, perché in questo momento va detto. Grazie. Grazie, consigliere. Ha chiesto di intervenire il sindaco Bagliana. Grazie. Innanzitutto io vorrei ringraziare fin da subito i consiglieri che hanno firmato l'ordine del giorno, che hanno proposto l'ordine del giorno in discussione questa sera, e ringrazio anche tutti i consiglieri che sono intervenuti esprimendo la propria considerazione nel merito di questo ordine del giorno. Penso anch'io che giustamente è tempo che anche da questo Consiglio Comunale della nostra città di Vittorio Veneto, si innalzi una voce di condanna sui crimini contro l'umanità
che sono perpetrati per mano dell'esercito israeliano nel territorio della striscia di Gaza e in Cisgiordania, contro una popolazione inerme. Allo stesso modo, condanniamo anche naturalmente la complessa offensiva militare che è stata condotta dal gruppo di Hamas il 7 ottobre del 2023 e da altri gruppi armati palestinesi. Dal 2023, quindi oggi siamo nel 2025, sono passati ormai 23, 24, 25, siamo quasi a 2 anni, stiamo assistendo a una delle più grandi catastrofi umanitarie dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questo ci porta a riflettere ancora una volta, e qui mi collego all'intervento del consigliere Darè, sulla fragilità delle istituzioni e sull'incapacità della diplomazia internazionale di intervenire per evitare lo scoppio di nuovi conflitti in diverse regioni del mondo o per trovare almeno delle soluzioni di pace nelle situazioni che da molti decenni si trascinano, una su tutte appunto la questione palestinese. Voglio ricordare anche il territorio della Siria, insomma, che è martoriato allo stesso modo, e altri territori del Medio Oriente. Purtroppo gli ultimi anni sono stati segnati appunto dal riaccendersi di tensioni territoriali che stanno provocando centinaia di migliaia di morti tra i civili. In particolar modo stanno morendo bambini, donne e uomini che non appartengono a nessun esercito o gruppo combattente. I massicci bombardamenti su Gaza, la distruzione dell'intero territorio e la sottrazione della dignità umana che ogni giorno vediamo sui nostri teleschermi ci pongono in uno stato di impotenza. Il sentimento di impotenza di fronte alla guerra è una reazione psicologica comune anche per chi non è direttamente coinvolto nel conflitto. Si manifesta con un senso di sopraffazione e frustrazione, derivante dalla percezione di non poter far nulla per cambiare la situazione anche di fronte a eventi tragici e violenti. Questo può portare a un senso di apatia e rassegnazione, che forse lo stiamo in parte vivendo anche all'interno della nostra Italia, e può essere ulteriormente amplificato dall'esposizione continua di notizie e immagini di guerra e che molti vanno in uno stato di assuefazione. Permettetemi però di fare un altro riferimento sul discorso relativo alla provocazione di questa impotenza, di questa difficoltà a reagire, è dato anche dal mio punto di vista alla volontà che c'è in questo momento di attuare una corsa al riarmo. Mai come in questo momento storico c'è stata un'attenzione verso il riarmo in tutte le salse, e secondo me questo è un fattore che mette le persone nella condizione di accettare, tra virgolette, lo stato di guerra generale o una cultura di guerra. Ecco, secondo me dobbiamo agire anche su questo fronte, quindi rifiutare tutte le culture del riarmo, perché dobbiamo rifiutare la cultura della guerra. Fortunatamente c'è ancora chi ha la forza di reagire a tutto ciò. Ci sono migliaia di persone che quotidianamente scendono nelle piazze per sostenere il popolo palestinese, per chiedere un cessate del fuoco immediato. Ci sono migliaia di persone che quotidianamente pregano per la pace, in silenzio, nel loro intimo. Ci sono migliaia di persone che quotidianamente costruiscono la pace. E stasera vorrei ringraziare tutti coloro che ancora stanno sostenendo la pace. La nostra città si caratterizza per essere la città della pace, come è stato detto, e da molti anni molti nostri concittadini, singoli o organizzati, in associazioni e gruppi, si sono spesi in percorsi di pace, in iniziative per il disarmo. L'ultima, in ordine temporale, l'iniziativa Disertiamo il silenzio, alla quale ha aderito la cittadinanza e la diocesi di Vittorio Veneto con il suono delle campane alle ore 22. Un piccolo e significativo e grande gesto che parla al popolo palestinese. Ecco, noi come Giunta e come amministrazione tutta accogliamo con convinzione le richieste che sono state formulate in questo ordine del giorno di farci promotori con un documento da inviare al governo
affinché si possa ripudiare, affinché si chieda il cessate del fuoco, affinché si chieda a Israele di smetterla, c'è scritto nell'ordine del giorno, c'è scritto. E comunque in ogni caso accogliamo e sosteniamo anche la richiesta di portare avanti percorsi e azioni per costruire una cultura di pace e, ripeto ancora una volta, per rifiutare il ritorno alla cultura del riarmo. Grazie. Grazie. Allora una breve riflessione voglio farla anch'io e mi avvalgo appunto della possibilità di intervenire come membro, come rappresentante della mia lista. Non è facile intervenire su un argomento del genere, soprattutto perché dopo una mozione del genere, dopo la mozione che abbiamo visto all'ordine del giorno, è facile ripetere e rimarcare le cose che già sono state dette e già sono state scritte. Come è stato detto, una delle prime riflessioni che penso tutti quanti noi avranno fatto è: ma cosa vuol fare il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto? Cosa vuole muovere? È talmente insignificante nel panorama di questo teatro mondiale che forse pecca di presunzione, no? E invece a me è venuta in mente la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam, che gli americani sono stati costretti ad abbandonare e che hanno praticamente persa, oltre che alla capacità di combattimento dei Viet Cong che li hanno messi in difficoltà e che quindi non si sono fatti sottomettere, ha contato sicuramente l'ondata di protesta che si è sviluppata in tutto il mondo. In tutte le parti del mondo, in tutti gli stati, la gente scendeva in piazza, ha manifestato e ha protestato, come si sta facendo, non in quelle dimensioni, ma come si sta facendo anche adesso qui nei nostri paesi. E sicuramente forse non è definitivo, però sicuramente influisce anche quello, per cui se la protesta aumenta e se la protesta viene manifestata, non può far danni, può fare solo dei benefici. Non siamo in grado di misurare, ma sicuramente è una cosa che fa bene. A proposito dei discorsi che sono stati fatti sulla capacità di mediazione, sempre per quanto riguarda la guerra del Vietnam, mi è venuto in mente che nel 1965 il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, si recò ad Hanoi ed ebbe un incontro con Ho Chi Minh e lui si fece portavoce e paladino di una mediazione. È un sindaco, vabbè, un personaggio particolare, però era un sindaco di una città. Ora mi chiedo, tra l'altro, in quella mediazione La Pira stabilì con Ho Chi Minh un accordo che
con il quale si impegnavano a sospendere i combattimenti, la guerra. Furono gli americani che non accettarono l'accordo. E quando arrivarono nel 1975 all'accordo finale tra America e Vietnam, era lo stesso accordo che la Pira aveva costruito assieme a Ho Chi Minh. Allora ci si chiede com'è possibile che, non dico solo in Italia, ma in tutta Europa non ci sia un La Pira capace di intraprendere un'azione del genere e si faccia portavoce, si faccia attore attivo di una mediazione di questo. Veramente io credo sia inspiegabile. Ribadisco, questa nostra protesta, che sarà modesta e circoscritta, comunque spero che sia utile e che vada a sommarsi alle proteste di tutti gli altri paesi d'Italia, d'Europa e del mondo. Se non ci sono altri interventi, e non vedo prenotazioni, è il momento di passare alle dichiarazioni di voto. Consigliera Uliana. Io non ho avuto risposta alla domanda che ho fatto e avevo chiesto, se per caso non avete recepito quello che dicevo prima, se per voi è possibile, intanto se tecnicamente è possibile, e questo me lo deve saper dire il Presidente o la Segretaria Generale, ma se per gli estensori di questo documento è possibile pensare di fare quella modifica, e cioè di considerare entrambe almeno le guerre che attualmente sono in campo. Quindi io aspetto di capire questo prima di fare la mia dichiarazione di voto. Thomas Toffoli. Sì, condivido il punto interrogativo di Antonella Uliana di inserire nella mozione di tutte le guerre, non solo della Palestina e Israele, perché io sono contro tutte le guerre, contro ogni violenza, e vista che è una mozione e non è che ci dobbiamo convincere, perché è ovvio che dovremmo tutti votare a favore della pace nel mondo, però è ovvio che se questa mozione, intanto chiedo cortesemente di capire se verrà inviata al governo, al Presidente del Consiglio, ben venga, e appunto che abbia un percorso, anche se piccolo per qualcuno, ma che abbia un inizio veramente contro la guerra. Serve più, ho visto un po' di incertezza, indecisione, sì, ho sentito dire la guerra c'era una volta, c'è ancora adesso, ci sarà ancora. La guerra col tempo, se non la fermiamo, arriva anche qua. Quindi dobbiamo essere tutti convinti contro la guerra, la pace nel mondo. Aspettiamo appunto se si può aggiungere queste modifiche per poi procedere al voto e per impegnarsi a questa mozione. Grazie. Se le leggo, il deliberato dice: chiede al sindaco e alla giunta comunale di farsi portavoce presso il governo italiano affinché, eccetera, eccetera. Quindi fa parte della richiesta di far pervenire al governo la delibera.
Allora interviene il segretario. L'ordine del giorno, l'articolo 25, lo subordina alla stessa procedura sia di presentazione che di, recita l'articolo, per le modalità di presentazione e trattazione si applica l'articolo 22, che è quello della mozione, quindi teoricamente è emendabile soltanto da parte di chi l'ha presentato e sottoscritto. Consigliere Carnelos. Sì, volevo, per rispondere alla consigliera Uliana, è indubbio che la modifica della mozione richiede che i proponenti della mozione siano d'accordo nella modifica. Orbene, come voi avete letto, la mozione è strutturata sul cessate il fuoco a Gaza. È chiaro che non possiamo mettere in fondo cessate il fuoco, c'è tutta la premessa in cui si parla dei morti di Gaza, dei bambini di Gaza, della situazione di Gaza, e ci buttiamo dentro Ucraina, perché facciamo la figura del cioccolatino, e i proponenti di questa maggioranza non vogliono fare la figura del cioccolatino. È indubbio che potremmo dire una cosa: se l'opposizione la prossima volta ritiene che sia importantissimo, e noi lo riteniamo, non è la questione dell'Ucraina, i nostri capigruppo sono a disposizione e insieme presenteremo una mozione sull'Ucraina. Peraltro, e qui lasciatemi il mio pallino, che ho sempre detto, che il Consiglio Comunale non si deve occupare solo di via Roma o di via Cansilio, o di via Cosmo, perché quello bastava un commissario prefettizio, bastava il podestà nominato da Roma, ma noi siamo un Consiglio Comunale di rappresentanti del popolo. E magari in ogni Consiglio Comunale si affrontasse un tema generale. Questa è l'occasione. Il prossimo Consiglio Comunale vedremo anche gli sviluppi della situazione in Ucraina, che ci saranno purtroppo, e presenteremo insieme una mozione sull'Ucraina. Grazie, almeno questa è la mia opinione, dopo ovviamente i capigruppo. Si dimenticava, ovvio, che se c'è una parola, una cosa sulla mozione della Palestina, è indubbio, per carità, non mi piace la parola Palestina, se vuol scrivere terra palestinese, ci va bene, ovvio. Consigliera Bevilacqua. Allora, come capogruppo di me stessa, però, allora questo è stato un lavoro, certo, non siamo partiti da un foglio bianco, però ognuno ha messo il suo ed è proprio tagliato, costruito sulla Palestina. Ho guardato adesso, ho riguardato, no, e si potrebbero mettere sensibilizzazione a riguardo di questo tema e delle altre guerre, però mi sembrerebbe un po' di sminuire, no? Cioè, è bene che venga fatta un'altra mozione, un'altra proposta proprio sull'Ucraina e sulle altre guerre a questo punto, perché qui si andrebbe proprio a mettere così una cosa piccola in una costruzione. Sono d'accordo con quello che ha detto Carnelos, che ogni parola è pensata e poi o aggiungiamo veramente altre 3 pagine, se no questa è quello che vorremmo per me, che resterei su questa, disponibilissima a pensarne un'altra, cioè prendere posizione
anche proprio in relazione alla città della pace. Ovviamente sono per la mia passata attività al Museo della Battaglia e al taglio che in quegli anni si è voluto dare al Museo della Battaglia, la lettura di quel momento storico, assolutamente sensibile al fatto di parlare di noi che sappiamo cosa è stata la guerra, la prima guerra mondiale, abbiamo voce in capitolo per parlare di pace, no? E va costruita. Io questa sera non ho le forze alle 22:10 di limare, di dare peso equivalente alle altre guerre che ci sono, Ucraina non solo, per cui la mia proposta è che si voti questa. Se poi per l'opposizione non va bene, insomma, queste poi sono... è così, ci avevamo pensato, non è che, oddio, non avevamo pensato all'Ucraina, ma avevamo pensato che in questo momento bisognava concentrarsi con puntualità su questo aspetto. Dopodiché è chiaro che, insomma, un passo alla volta, c'è l'estate, il mese di agosto porterà consiglio a tutti, per cui per me resterei così. Grazie. Consigliere Tonon. Grazie. Credo sia opportuno evitare, con un argomento del genere, guerre o guerrette, lo ha detto anche il collega Posocco, perché potrebbe sembrare specioso il tentativo di modificare artatamente questo documento presentato inserendo altre tragedie che ci sono in giro nel mondo. Anzi, direi quasi che se si mettesse, e aggiungiamo anche la guerra in Ucraina, sarebbe uno sminuire i problemi che ci sono in Ucraina, perché allora dovremmo inserire anche il Sud Sudan, dovremmo inserire anche la Siria, dovremmo inserire l'Afghanistan, dovremmo inserire Cambogia, Thailandia e gli altri 50 circa, perché mi pare siano 56 se non ricordo, conflitti che ci sono in giro per il mondo. L'idea dei proponenti e di tutta la maggioranza è stata quella di porre l'accento su un problema gravissimo. Lo ha detto il collega Da Re, concordo ad eccezione della sua conclusione, su tutto quello che ha detto. È una tragedia che dura da 80 anni, da oltre 80 anni, perché lui ha citato il 43, ma poi c'è stata la guerra dei 6 giorni, poi siamo arrivati agli accordi di Oslo disattesi, e ahimè, purtroppo mi spiace sottolinearlo, ha detto bene prima il Presidente del Consiglio. Una volta c'è stato il santo sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, che fra l'altro è quello che, visto che gli argomenti erano tutti importanti per chi gestisce e ha a cuore la propria città e i destini del mondo, è stato quello che ha risolto il problema della nuova opinione, fra l'altro. Problema di occupazione enorme in quegli anni a Firenze. Ma oggi, ahimè, non c'è nessun La Pira. Oggi, se posso dirlo, spero di non offendere nessuno, purtroppo abbiamo Trump, Netanyahu e Putin. Quando? Cioè, non c'è nessun altro. Abbiamo per fortuna ancora, come il Presidente della Repubblica della nostra amata Italia, che è uno che parla, tant'è vero che è stato depennato da qualche altro paese, messo fra gli indesiderati. Abbiamo, per fortuna dico, il Papa Francesco prima e Papa Leone poi che parlano. Abbiamo anche parecchi ebrei che hanno fatto interventi molto sofferti ma molto intelligenti, si leggono questi interventi online in tanti quotidiani, che sottolineano la gravità della situazione rispetto a prima. Quindi io confesso che, finisco, perché non sono d'accordo con la conclusione solo del collega Da Re. Sì, se c'è una voce sola, cioè se uno accende un fiammifero in una stanza di 1 chilometro quadro, non si vede. Se 10 accendono un fiammifero, forse un po' di luce c'è. Se 100 persone
accendono un fiammifero, cominciamo a vederci. E la speranza è quella che, come hanno fatto altri consigli comunali, tutti i consigli comunali, perché dico consigli comunali? Perché se sono effettivamente i rappresentanti dei propri concittadini, tanti, se non tutti, concittadini italiani, europei, eccetera, eccetera, possano levare alta la loro voce contro quello che sta succedendo. Questa sera lo diciamo per la Gaza, fra l'altro e Cisgiordania, perché ricordiamo che gli insediamenti dei coloni israeliani continuano in maniera imperterrita, anzi il governo di Netanyahu ha permesso e sancito altri insediamenti ancora, e il prossimo Consiglio Comunale, quello dopo, o quando anche la minoranza riterrà di farlo, siamo ben lieti di alzare la voce e di far vedere che il Consiglio Comunale di Vittorio e la città, cioè i cittadini vittoriesi, sono contro la guerra, punto. Sì, grazie Presidente. Allora, intervengo io comunque a nome del mio gruppo consigliare, Lista Civica Mirella Bagliana Sindaco. Apprezziamo, diciamo, l'attenzione dei consiglieri anche di minoranza, ovviamente, nei confronti dell'estensione, insomma, di questa sensibilità, una sensibilità di pace, anche nella guerra in Ucraina, anche rispetto alle guerre in generale. E diciamo che condividiamo un po' la posizione della maggioranza, quindi ci sembra che per come proprio sia strutturato, insomma, il documento, questo ordine del giorno in cui, come diceva il collega consigliere Carnelos, si parla sia nei considerato, insomma, sia nelle premesse della situazione appunto nei territori palestinesi, introdurre soltanto nelle richieste finali una parte sull'Ucraina sia un po' ecco, non adatto, ecco, e non sufficiente anche. Nel mio intervento avevo anche cercato un po' di dire perché abbiamo scelto Gaza e perché non abbiamo parlato di molte altre situazioni. Ovviamente i morti, sì, non ci sono morti di serie A, morti di serie B, stragi di serie A, stragi di serie B, ma quello che sta accadendo ovviamente nella striscia di Gaza rappresenta un unicum in termini di perdite umane, di perdite di civili, di bambini, sì, abbiamo parlato di genocidio. Quindi ecco, ci sembrerebbe opportuno, ecco, che venisse presentato piuttosto nei prossimi consigli comunali un altro ordine del giorno. Mi suggerivano anche i miei colleghi consiglieri della Bagliana Sindaco che effettivamente è diversa anche la posizione del governo italiano nei confronti della guerra in Ucraina, perché noi abbiamo inviato comunque armi in Ucraina. Invece a Gaza le abbiamo date a Israele, sì, appunto a Israele, e quindi ci sembra, ecco, che non siano due situazioni equiparabili. Rimane comunque l'invito anche del consigliere Tononi in nome della maggioranza di presentare eventualmente un ordine del giorno che saremo felici di votare favorevolmente. Grazie. Allora, grazie Denardi. Mi sento in dovere di dare un'informazione tecnica. Se qualcuno ha notato o si stupisce che gli assessori non sono intervenuti in questa discussione, voglio spiegare il motivo tecnico. Perché nel Consiglio Comunale precedente, nella mozione, sono intervenuti tutti gli assessori, che abbiamo ascoltato volentieri. E
qualcuno ha notato e si è aperta una discussione sul fatto che gli assessori non fanno parte del Consiglio Comunale e che soprattutto in un caso del genere, dove l'ordine del giorno è prettamente politico, spetta ai consiglieri che hanno un ruolo politico di rappresentanza di intervenire. Io sono sicuro che gli assessori avrebbero avuto piacere di esporre la loro opinione. Eventualmente approfondiremo, perché io ho cercato anche sui regolamenti di altre città, Venezia, Bologna, per vedere se era previsto, se il regolamento lo prevede. Il nostro regolamento, per esempio, non entra nel merito. C'è l'articolo 51 che potrebbe essere interpretato come possibilità. Vabbè. Faremo un ulteriore approfondimento, però appunto volevo informarvi per questa situazione che si è venuta a creare questa sera. Ha chiesto di intervenire il consigliere Gian Antonio Darè, prego. Ma credo che la nota politica su questo punto dell'ordine del giorno sia chiarissima. Allora, in questo Consiglio Comunale tutti si sono espressi e hanno condannato quello che sta succedendo a Gaza, al di là di come si voterà all'interno di questo Consiglio Comunale, ma mi pare che ogni singolo rappresentante di questo Consiglio Comunale si sia espresso in maniera chiara che è contro questo genocidio, al di là e al di fuori che si voti, è una mozione politica portata dalla maggioranza, che giustamente la vota, qualcuno ha detto ci asteniamo, ma credo che il valore politico dell'intervento dei singoli individui sia stato chiarissimo. Non ci sono dubbi, al di là delle conclusioni, perché anch'io quando il sindaco ha parlato qualcosa avrei voluto dire, perché se parliamo di riarmo poi in Europa qualcuno l'ha votato quel riarmo. Allora, ma non è questo il problema è un altro, di un genocidio che si sta perpetrando a Gaza. Abbiamo citato guerre, diciamo, dal Vietnam in avanti, ma nel Medio Oriente ci siamo dimenticati forse anche del Libano e l'attore principale è sempre lo stesso. Allora, al di là di tutto, credo che il valore di questo punto del Consiglio Comunale abbia sancito che maggioranza e opposizione la pensano allo stesso modo, al di là di come ognuno di noi voterà. Grazie. Grazie consigliere. Non vedo altre. Basta che io dica non vedo e qualcosa scatta. Grazie Presidente. No, un intervento davvero brevissimo. Mi ha un po' colpito il fatto che nei precedenti interventi ho sentito dire siamo solo dei piccoli consiglieri comunali, cosa possiamo fare? Non abbiamo così tanto potere e poi si dice siamo d'accordo a prescindere dal voto. Ecco, qui ci esprimiamo così, qui è così che diciamo la nostra e possiamo fare la nostra, possiamo provare a portare qualcosa e accendere quel famoso fiammifero. E quindi mi ha colpito. Quindi io capisco che è un ordine del giorno portato dalla maggioranza, però dagli interventi che ho sentito questa sera, e qui anche ringrazio, insomma, speravo in una fine diversa. Grazie.
D'accordo, non vedo altre dichiarazioni di voto e qui scatta. Va bene. Prego, consigliere. Allora, a fronte di un tema così importante, non mi sarei aspettata da parte della maggioranza di avere una posizione come questa, di sentire una posizione come questa. Penso ci sarebbe bastato molto poco per riprendere in mano l'ordine del giorno che avete proposto, rivedere il premesso che è il considerato, poi tutto ciò premesso chiede al sindaco, non era difficile riuscire a sistemare la seconda parte, considerando, io dico, almeno i due conflitti che attualmente stiamo vivendo vicino a noi. Credo che questo sforzo, abbiamo parlato tanto di sensibilità, questa condivisione di ideali e di prospettive, questa sera avrebbe proprio su questo tema potuto fortemente emergere. Io credo di averlo fatto capire con l'intervento che ho fatto, ci tenevo particolarmente. E questo lo dico anche perché mi riferisco a quanto ha detto il collega Tonon, tanti consigli comunali l'hanno fatto. Sì, tanti consigli comunali l'hanno fatto proprio parlando di entrambi i conflitti o dichiarando la loro contrarietà a tutte le guerre. E poi mi riferisco a quanto detto dalla consigliera Bevilacqua. Ma allora cosa dobbiamo trovarci ad ogni consiglio comunale a fare una mozione contro le 50, 60 o quante sono guerre in giro per il mondo? E poi contraddittorio quello che ha detto la consigliera Denardi, dice sì, ma sono due posizioni diverse perché in questo caso, nel caso dell'Ucraina, il nostro governo ha partecipato, ha inviato degli armamenti. Allora, proprio per questo forse ci stava all'interno di questa mozione, sapendo il vostro pensiero, far sapere al governo come voi la pensate anche nei confronti dell'atteggiamento del governo italiano verso l'Ucraina. Detto questo, io non mi sento, proprio per questi motivi, di votare questa mozione perché la ritengo incompleta. E ritengo che sarebbe bastato davvero molto poco a creare qualcosa di più importante, di più sostanzioso, di più carico di valore rispetto a questo, perché parlare insieme al dramma di Gaza, metterci insieme altre guerre non significa, come ho sentito dire da qualcuno, sminuire, perché non esistono conflitti di serie A, B o C, ma significa dichiarare che Vittorio Veneto è città della pace, che noi non vogliamo la guerra, che vogliamo un governo che si attivi in tutte le guerre, in tutto il mondo, per quello che può fare. Chiedevo solo questo. Adesso chiudo davvero la discussione, non ci sono altre dichiarazioni di voto. Passo al voto, apro la votazione. Prego, consiglieri. Hanno votato tutti. La votazione è chiusa, è approvata con favorevoli 11 voti e 4 astenuti. Non c'è l'immediata esecutività, quindi il Consiglio Comunale è terminato. Grazie a tutti e buonanotte.